non so se ne vedrò il tramonto. C'è solo un cielo grigio pieno di polvere che ci cade addosso come una coperta di cenere. I suoni qui sono sempre gli stessi, siamo noi poi quelli diversi. Non è più una questione di cuore, anche il silenzio qui fa rumore. Le case sono solo scheletri neri di fantasmi che rivivono nei miei pensieri. La notte non è mai buia davvero, spari di luce che squarciano il buio. Le strade sono solo ferite aperte, tra sogni infranti e speranze incerte. Ogni respiro è una scelta dura, oltre il dolore che il tempo oscura. Bombe che ci cadono attorno, non so più se è notte o se è giorno. Siamo vita presa ad un filo, anime con lo stesso destino. Bombe che ci cadono attorno, non so più se è notte o se è giorno. Siamo troppe vite spezzate che non vogliono essere dimenticate. Ciò che mi fa tremare è la frustrazione di vedere il mondo fermo a guardare. Ma io non sono un numero, ho un nome, ho voglia di scegliere. Ho una vita che nessuno ha il diritto di distruggere. Bombe che ci cadono attorno, non so più se è notte o se è giorno. Siamo vita presa ad un filo, anime con lo stesso destino. Bombe che ci cadono attorno, non so più se è notte o se è giorno. Siamo troppe vite spezzate che non vogliono essere dimenticate. Se è notte o se è giorno, siamo vita presa ad un filo, anime con lo stesso destino. Bombe che ci cadono attorno, non so più se è notte o se è giorno. Siamo troppe vite spezzate che non vogliono essere dimenticate. Dimenticate, dimenticate, dimenticate. Buongiorno a tutti, oggi vi presento le interviste che ho fatto a radio. Le interviste di Dario Biasin. Siamo con l'assessore Biasin. Che cos'è per te la giornata di oggi? Grande, intanto un saluto a Davide che fa anche lo speaker oggi, che è tanta roba. Grazie Davide di farci lo speaker, tu ormai tu fai tutto, dall'assessore al consigliere allo speaker, insomma non sappiamo più cosa fare di te. Sei veramente troppa roba, come si suol dire. Siamo con una persona molto importante. Molto. Il dottor Lino Longhino. Il dottor Longhino. Lino. Arrottino, bravissimo. Che cos'è per te la giornata di oggi? La giornata di oggi è importante per la visita che faremo, oltre che il paese di Resia, che è la patria degli Arrotini, e faremo la visita al museo, sicuramente indimenticabile per qualsiasi che spero che la apprezzi. A posto, grandi. Bravo. Eccoci qui, da Silea siamo arrivati a San Daniele del Friuli, giornata bellissima. Qui c'è il mio collega Davide che ci accompagnerà anche nelle interviste, sentiremo le persone che adesso scenderanno. Cosa vuoi dire? Com'è la giornata di oggi? Guarda, bellissima, baciati dal sole. Baciati dal sole. Cosa vuol dire per te oggi
Ecco, fare una giornata diversa. Beh, una bella, cioè, rispetto alle uscite che abbiamo fatto, questa è una bellissima uscita. Grazie fratello veramente grande. di Don Dino. Veramente una bella iniziativa e vedremo anche i coltelli in seguito in questa giornata. Vediamo le persone che stanno scendendo, eccole qua, ciao. Ciao cara, guarda che ciao. Guarda qua. Ecco le persone che scendono. Ed è con noi Davide Benedetti assieme a Dino Longhino, che ringrazio sempre per questa bellissima gita che abbiamo fatto in Val di Resia, la valle di Liarottini, ma soprattutto questa mattina mi fa molto piacere avere Davide ospite, perché è stato molto bravo, è un ragazzo con 1000 potenzialità, basta solo dargli il gioco e lui parte. Allora Davide, cos'è che ti è piaciuto di domenica, la cosa che ti è piaciuta di più? Beh, intanto mi è piaciuta la compagnia, perché io lo dico sempre, perché davvero la compagnia fa sempre bene per stare insieme con le persone. E la compagnia non ha età, vero? No, infatti. Anche perché noi abbiamo trovato dei ragazzi molto giovani che vivono in questa valle, vero Davide? Anche direi anche degli artisti nel vero senso della parola, i musicisti che vedrete in seguito. E cosa hanno detto? Come hai sentito questi ragazzi quando hanno parlato che sono amanti del loro territorio, della loro cultura, delle loro radici? Non è vero che siamo isolati, perché siamo sempre molto impegnati. Cos'è essere impegnati per te, Davide? Cosa vuol dire lavorare, incontrare gli amici, fare sport? Prego, ballare. Allora, perché noi comunque siamo sempre impegnati, anche noi, rispetto anche a quello che ogni settimana ci incontriamo, e quindi è importante che ogni settimana stassimo bene insieme, perché è importante essere meno impegnati e essere vicino a queste persone che danno ottimi risultati, perché vedo anche gli anziani che non bisogna di stare con noi, quindi secondo me questo è molto importante, stare bene con gli altri. Tu hai trovato anche lavoro, quanto ti piace andare a lavorare e soprattutto il lavoro che tu hai sempre desiderato, il cameriere. Allora cosa vuoi dire? Cos'è questo impegno che hai? Ti piace andare a lavorare? Sì, no, beh, lavorare sì, perché così mi piace, perché mi dicono sempre che sono bravo. E quindi sono contento, anche ho anche delle gratificazioni, quindi veramente mi sento bene perché mi sono accolto. Che sai fare anche il lavoro? E che so fare anche il lavoro, quindi davvero ancora meglio. Anche perché dalla teoria alla pratica, la pratica invece ti dà soddisfazione, perché se i clienti del ristorante dove vai ti dicono che sei bravo, vuol dire che apprezzano come porti in tavola i piatti e le cose che servono. È vero? Certo. Allora, Dino Longhino, intanto complimenti sempre a Dino Longhino per queste iniziative che questo centro anziani di Silea Acli, nominiamo perché è importante anche questa sigla, ecco, fai capire l'importanza di porre degli obiettivi che sono quelli di riuscire a staccare la spina con queste gite che fate bellissime. Questa è una delle tante serie, ma dove organizzate poi i compleanni, dove organizzate i battesimi, proprio l'integrazione della comunità. Prego Dino, cosa vuoi dire? No, dico che è molto importante comunicare, cioè stare assieme. Noi parto da quello che ha detto Davide prima, l'importanza di essere impegnati. Poi ritorno anche al centro anziani, che tra l'altro salutiamo tutti i miei amici, la Piera e quant'altro ci stanno guardando. In particolare chi salutiamo? La Piera. Ciao. Niente, volevo dire l'importanza di essere impegnati. Io racconto un po' anche la mia storia, certo, ma l'ho sentita da lui, l'ho sentita anche da ragazzino giovane, che suonava quanto è importante essere impegnati. Io ho lavorato per
43 anni in una grossa multinazionale, sempre stato impegnato, a dire la verità, ho anche, spero che mi comprenda, lavorato tanto. A un certo punto mi dicono: hai fatto il tuo tempo, devi andare in pensione. Che lavoro facevi, Dino? Gestivo i magazzini, posso dire, della Gatorade di Silea. Ecco, tanto per la Silea. E insomma, Magazziniere comunque, capo magazziniere. Capo magazziniere, sì, sì, sì. E cosa volevo dire? Mi ero mandato in pensione, io per i primi 2-3 mesi sono stato anche bene, mi sembrava di essere in paradiso. Poi a un certo punto un crollo, ragazzi, sono andato in depressione, una cosa tremenda, perché non avevo più niente da fare. Io pensavo che col divertimento, col non far nulla si stasse bene. Niente da fare, ve lo assicuro, ragazzi, che poi, vabbè, mi sono inserito bene all'interno del centro anziani, chi mi conosce bene sa che sono lì dalla mattina alla sera praticamente. Sono impegnatissimo, sto bene fisicamente e anche mentalmente, perché questa è l'importanza di essere impegnati, e lo consiglio anche a qualcun altro che forse non si è reso conto, magari gira in continuazione a vuoto. Venga al centro anziani, se non vuol venire al centro anziani vada su una qualsiasi società, su qualsiasi gruppo, associazione o gruppi di volontariato. Date un'ora, date 2, date 3, date quello che potete, però date qualcosa e capirete l'importanza di star bene quando si è impegnati, ecco. Allora, intanto sentiamo Rinaldo, così liberiamo il centralino. Rinaldo da Venezia, velocissimo Rinaldo, vai. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto voglio salutare Davide. Hola. Caro Davide, ti sei proprio su buona strada per riuscire a fare quello che ti vuoi. Sei un bravo ragazzo, ti devi impegnare, ti vuoi risolvere tutte le robe che ti dà da fare, le fai bene. Bravo Davide, va avanti che ti viene a buona strada. Ti darà un bel risultato, perché ti lo meriti. Ti metti l'impegno e il sacrificio, bravo. E dopo ti dico Davide, è la vita che ora adesso, e ti dà da pensare che ti avranno ancora tante belle robe da vedere, da provare, perché nella vita purtroppo che ti dà un periodo brutto e un periodo bello, però la vita è bella in qualsiasi maniera che ti avvii come che ti fa quello che ti dà da fare e va avanti per la tua strada. Ciao Davide e tanti auguri per il tuo futuro. Ciao. Grazie caro Rinaldo. E tu Davide? Anche i complimenti da Rinaldo stamattina subito. Andiamo a vedere invece cosa dice Dino Longhino. Andiamo a sentire. Siamo arrivati a Lipovac, località del comune di Resia, perché adesso andremo a visitare un centro culturale e ce lo sta spiegando il nostro Dino Longhino, che è assieme al presidente Fausto Scalco hanno organizzato questa gita con i diversamente giovani. Allora, dove andremo adesso? Allora, siamo appena arrivati a Resia, che oltre ad essere una valle stupenda è la mia valle, perché vi dico che sono nato in questo posto e ci tengo moltissimo all'appartenenza di questa bellissima valle. Adesso siamo arrivati, ci accoglieranno delle guide qui al centro culturale che è scritto là Tarozajanska Usha, che l'ho detto in resiano, che poi vi spiegheranno loro, perché qui parliamo una lingua che è antichissima. Ci accoglieranno qua e ci terranno, saranno con noi per tutto il tragitto fino a Stolvica, dove c'è il museo dell'Arotino e la casa tipicamente resiana. Qui siamo proprio ai confini con la Slovenia. Sì, qui davanti a noi abbiamo il Monte Canin che praticamente chiude la vallata e di là c'è la Slovenia. Siamo l'ultimo paese abitato dell'Italia. C'è una tranquillità, quello che si osserva, pochissimo traffico, va bene, è domenica dicono, però si sente un altro modo, un altro profumo, il profumo della montagna, sì, il profumo della tranquillità, e soprattutto non vediamo cubi, ma vediamo l'armonia delle case che si costruivano anche dopo il terremoto, però sempre rispettando quello che era il nostro paesaggio tradizionale, o sbaglio? No, chiaro, quelle che vedete adesso le case sono le case del post terremoto, perché l'architettura che c'era prima purtroppo è
caduta tutto a effetto del terremoto e abbiamo dovuto buttare via tutto e ricostruire. Qui siamo in Varresia, una valle che ha 120 km di estensione, ma di abitanti sono rimasti, perché io vivo a Treviso, sono rimasti 900 persone circa che tengono duro in questo territorio. Si sono un po' organizzati col turismo, hanno ripristinato tutti i vecchi sentieri per poter dar spazio alla gente che vuol venire nella tranquillità, perché qui è un territorio ancora incontaminato dove si possono assaporare sapori. Il profumo della montagna, vero? Andiamo e allora entriamo al centro culturale. Allora, Dino Longhino, avete sentito, poi vedremo altre immagini col nostro regista Italo Morao che ci farà vedere questo paese, queste immagini bellissime che nonostante questo grande terremoto, ecco, siete riusciti a ricostruire, sentirete anche delle cose incredibili prossimamente perché avremo anche ospite Sandro Quaglia che veramente ci ha fatto da guida in un percorso che non si conosceva, lui ci ha raccontato delle cose bellissime, ma io volevo sapere, Dino, ti ho visto emozionarti quando sei passato davanti alla tua casa, lungo la strada. Ecco, cosa sono le radici per te? Le radici della tua storia e della tua famiglia? Allora, le radici per me almeno, ma non solo per me, io lo percepisco anche in tutti i resiani che vivono fuori per il mondo, perché noi siamo tutti emigranti. A Stolviza, a Resia in particolar modo, c'erano, che mi ricordo io, almeno 5.000 abitanti, oggi ce ne sono 900, tutto frutto di un'emigrazione che c'è stata perché purtroppo a Resia non c'è sostegno e l'appartenenza al territorio per noi è una calamita, cioè io sono nato a Resia, sono venuto qua a Silea che avevo 7 anni solo, però in continuazione sono tornato, anzi in continuazione ritorno a Resia perché è la mia terra natia. Resia poi tra l'altro con questa grande cultura che ha la lingua, gli usi, i costumi e le tradizioni che poi vedrete in altri filmati che sono stati fatti, ci dà proprio questo orgoglio del dover assolutamente ritornare e raccontare le nostre storie di povera gente che è vissuta con poco. Il papà era un arrotino, veniva giù a Treviso in bicicletta, riusciva a dormire perché non poteva permettersi l'albergo in quegli anni 50 lì, aveva una famiglia di contadini di quei grandi di una volta che gli voleva bene, lo accettava lì, gli dava un piatto da mangiare alla sera, gli dava un posto per dormire inverno in stalla, nella paglia purtroppo, ed estate in fienile, per cui capisco anche le fatiche che hanno fatto i nostri vecchi, il mio in particolar modo, mio padre, che ci ha sostenuto con questo lavoro, per cui abbiamo dedicato proprio a Stolviza in particolar modo questo museo per i nostri arrotini, per il nostro lavoro, il museo e il monumento all'arrotino, proprio per valorizzare ciò che è stato questo lavoro che ci ha sostenuto. Ecco. Andiamo a vedere, abbiamo sentito Dino Longhino, adesso sentiremo una donna, un abitante di questo paese. Guardate che bella l'intervista e come si presenta questa signora all'improvviso, mi appare, io ho dovuto intervistarla. Siamo con Maria Grazia. Maria Grazia, come si vive in questo paese? Beh, semplicemente viviamo bene. Tranquilli? Tranquilli, con i ritmi della montagna? Sì, appunto. Vedo questi ciclamini bellissimi, simbolo della montagna. Quanto è importante il fiore in montagna? Ah, tanto. È la Valle dei Fiori questa. Avete capito, questa è la Valle dei Fiori. Sì.
La Valle dei Fiori, e non solo, sentite anche questo signore che ho incontrato, stava salendo in bicicletta, Marco in bicicletta. Allora, guardate chi si è fermato a vedere cosa succede stamattina in questo paese. Siamo con Marco. Marco, cosa vuoi dire? Come si vive in questi paesi e soprattutto cosa vuol dire vedere una domenica una corriera che arriva da Treviso, dal Veneto, per vedere proprio le radici, i posti di chi è nato anche qua come Dino Longhino? Beh, la curiosità è quella che mi ha fermato in questo momento, perché qua siamo in pochi nella valle. Quando arriva qualcuno si cerca di fare un po' di amicizia, un po' di conversazione, perché effettivamente siamo rimasti pochi. La valle offre molto come a livello paesaggistico e turistico, però mancano i giovani vanno via per diverse situazioni, chi trova lavoro fuori momentaneo poi si stabilisce da altre parti, il caso del nostro compaesano che non è più tornato e viene... Però noi abbiamo sentito anche un giovane che vive qua, che suona, suo padre, appunto le radici, la storia, c'è anche chi rimane e chi vuole mettere le radici, diciamo, bisogna supportarli però questi ragazzi che rimangono. Sì, c'è qualcuno che rimane, come io che non sono proprio originario della valle, che vengo dalla Carnia, sono venuto a lavorare in Val Canale e sono rimasto qua. Per la bellezza poi anche le persone sono molto disponibili e danno molto anche ai turisti che vengono. Chiaramente... Facciamo un appello, dai Marco, facciamo un appello. Tornate che vi aspettiamo. Grazie Marco e buona gita, grazie. Grazie. Fatto. Davide, hai sentito le interviste, il paese dei fiori, il paese della gentilezza, qui si vive bene, tu vivresti là in quel paese? Magari, però essendo che adesso ho anche impegni, quindi sì, vorrei anche vivere là, però essendo che ho tanti impegni non posso stare là. Eh sì, perché è troppo impegnato Davide, dal lunedì alla domenica lui ha impegni, va a ballare, va a scuola, lavora, fa di tutto e di più, fa sport, soprattutto il basket. Cos'è lo sport per te, Davide? Beh, quello che vado a fare allenamento, faccio anche canestri, faccio anche partite. Beh, è un qualcosa che faccio qualcosa, insomma, che mi muovo. Ti piace di più il basket o il ballo latino? Beh, un po' tutte e due, perché faccio sia questo che quello. Quindi uno lo faccio al martedì e al giovedì e uno lo faccio al sabato. Bravo, bravo Davide, complimenti. E dopo vado anche accanto e faccio tante cose. Anche a mangiare, che a Davide piace tantissimo, vero Davide? Vado anche a pianola e quindi suono e quindi... Lui fa di tutto. Dino, vediamo anche le immagini di questo pranzo che hai organizzato, veramente non mancava niente, tutto perfetto, perciò bisogna fare i complimenti anche per organizzare, non è facile, voi vedete subito quello che vedete, ma c'è un lavoro enorme. Cos'è la passione? Soprattutto tu hai detto, voi mi avete emozionato perché ho visto che vi siete divertiti, che siamo stati tutti bene assieme. Ecco, vediamo le immagini anche del pranzo, prego. No, queste immagini, di la verità, non è il pranzo, Questa ma... è l'osteria che ci siamo fermati. Sì, sì, uno dei fondatori appunto del Cama, che è il monumento all'Arutino, ci ha voluto dire due parole all'inizio perché ci teneva moltissimo e in compenso, guarda caso, ha voluto anche offrirci questo rinfresco all'inizio. Sì, diciamo bene, ho visto la gente divertita e più divertito di tutti, chiaro, ero io che ho organizzato, anche perché avete visto, ripeto e ribadisco, la mia valle, la mia cultura, i miei usi e le nostre tradizioni, ecco, che secondo me sono importanti. Io in continuazione, chi mi conosce lo sa, parlo di Resia, parlo della mia lingua, parlo dei miei costumi, degli usi, tutto ciò che è stata la mia appartenenza, ecco, per me questo è importante, è un ritorno che sicuramente non lo è solo per me, ma sicuramente anche per i miei amici che sono rimasti su. Io spesso
organizzato pullman appunto perché rimangano lì, perché il pullman è turismo e vuol dire che l'osteria di turno, il ristorante di turno vivono e stanno in piedi, ecco, che è molto importante. Un'altra cosa che volevo chiederti, Dino, tu hai detto il paese dell'Arottino, ma ricordiamo, e poi lo vedremo come è stato detto, il paese dei fiori, il paese dell'aglio, nessuno conosce la valle. La Prego, valle racconta un po', perché tanti non lo sapevano, sono stati rimasti un po' sorpresi. La Valresia è la valle, cosiddetta la Valle dei Fiori, perché siamo andati in un periodo in cui è sfiorito il tutto, però se venite in primavera o agli inizi dell'estate si vedono sti prati tutti ricchi di fiori, pieni di fiori, per cui ce l'hanno appioppato a noi come Resia la Valle dei Fiori. Poi ho visto che sei riuscita tu ad acquistare un mazzetto di aglio, che l'aglio è diventato una parte del sostentamento della valle. Sentite. I resiani sono nati come emigranti e cramari, cioè andavano in giro per l'Europa a vendere i loro formaggi, i loro burri, ma anche questo prodotto che è l'aglio, che è un aglio particolare che adesso è diventato Presidio Slow Food. È molto piccolo, rosso ed ha un sapore immenso. E la caratteristica che ha questo aglio, difatti è molto ambita la possibilità di averne qualche spicchio, è il fatto che non reagisca all'ingestione, cioè se mangi dell'aglio normale di quelli che trovi al mercato, fatica a digerirlo. Fatica a digerirlo, ma poi emana quell'odore che a tutti non piace, invece questo rimane solo il piacere dentro in gola, ma non riesce fuori, ecco. E questo è diventato un qualcosa per cui magari tipico. Sì, tipico del territorio e protetto anche dal Presidio Slow Food, perché così aiuta un po' la popolazione, non in quanto come grandi produttori, ma proprio i piccoli produttori arrivano a casa la sera, dedicano un'oretta per il campo che hanno e magari a fine anno riescono 1.000, 1.500, 2.000 euro extra dell'aglio venduto. Allora sentiamo la nostra Sandra da Padova, poi andiamo in pubblicità. Vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno a tutti e due, perché voglio dare un abbraccio a Davide, virtuale si intende, perché è stato bravissimo. Tanti giornalisti non hanno la grazia che ha lui. Dunque complimenti, ti mando un bacione. Poi volevo fare i complimenti al signor Longhin, perché descrivere così in modo bellissimo, come fosse uno scrittore, un poeta, questo posto stupendo. Poi Mirella, l'aglio io lo uso in cucina, perché però è vero, ha quell'odore che risulta insomma un po' quando sei davanti alle persone, allora lo mangi magari al sabato, la domenica non ti muovi e lunedì non sai più niente. Però l'aglio fa parte della nostra cultura, Mirella. È chiaro che dopo i tempi sono cambiati e vabbè. Volevo anche dire una cosa a proposito degli arottini. Io mi ricordo, Mirella, come ho già accennato altre volte, abitando il centro storico, una volta ogni settimana, 10 giorni, passava l'Arottino e allora anche mia mamma andava giù con i coltelli ed era con la bicicletta. E adesso ce n'è uno qui a Padova, non so ancora se c'è ancora vicino al Ponte Morino, in centro storico, che so che anche il Padova ogni tanto portano i coltelli. Dunque queste tradizioni, Mirella. Poi la Valle dei Fiori, allora ci sono tanti giovani, ho visto tanti servizi vostri, Focus, che cominciano ad appoggiarsi all'agricoltura, a tutto quello che riguarda la natura. E allora perché non fare lo Stato, parliamo sempre di regione, di Stato, degli incentivi perché ci sia queste persone giovani che sono anche laureate, tutte brave, hanno fatto l'alberghiero, hanno fatto cioè sono anche bravi, non solo però si mettono in gioco. Io delle domeniche guardo Me la Verde e vedo dei giovani
e sono tornati alla natura, Mirella, con le pecore, con questo, con l'altro. Bisognerebbe incentivare questi giovani, perché ce ne sono tanti che vorrebbero abitare in posti bellissimi come questo. Purtroppo un po' tutte queste robe che succedono, le guerre, che lasciamo stare, perché Mirella, veloce Sandra, mi ha fatto veramente male al cuore. Sti bambini, sta distruzione, c'è un popolo, i popoli che vengono distrutti. Guarda Mirella, bisognerà, cioè io non so se il Padre Eterno dia una mano a questi politici, perché grazie Sandra, devo chiudere perché sennò non ce la faccio. Grazie ancora anche per i complimenti che hai fatto a Davide. Davide, come ci saluti? Cosa vuoi dire? Che adesso lascerà il posto a Lino Larrotino, che vedremo all'opera. Prego, come ci saluti? Beh, concordo con quello che ci hanno detto, veramente sono stato contento e anche complimenti anche alla signora che voleva darmi un bacio e quindi davvero sì, veramente sono rimasto contentissimo, perché davvero sono cose veramente belle che davvero sicuramente si possa davvero. Senti Davide, ma tu sempre Bernardino, ma volevo salutare anche un'altra persona che ha detto mamma qualche volta. Cosa ha detto? Cosa ha voluto dire? Che dai? Salutato mamma? Va bene, dai, tanto comunque l'ho vista anche a Regia, quindi davvero, veramente, no, anche lei è stata partecipe anche a Regia, comunque sì, la saluto anche a lei, perché è stata una di noi, quindi davvero. Ciao. Ciao mamma. Ciao Graziella. Ciao, anche da parte nostra. Ciao, andiamo in pubblicità. Per dirlo con la bocca è stato presto, ma anche senza parlarsi dovrei vedere subito, immediatamente, che il mestiere mi piace molto e lo faccio volentieri che mai. E sicuramente contento sarà anche quella persona che non li si è più presente, ma lei in paradiso, che mi ha permesso di iniziare il mestiere. E contento sicuramente sarà anche, mi pare che non le puoi anche lui da tanti anni, che faceva il mestiere di Arrotino anche lui, e non gli ho avuto fortuna di insegnarmi a lui, ma comunque sia, contenti siamo tutti lo stesso, e chissà che dure per molto tempo ancora, e sperando poi che da Drio de Mi si aggancia qualche simpatico erede, e forse anche gli Esesà che lo conosco, però non posso tirarlo, bisogna che venga avanti da solo. E questa mattina abbiamo qui con noi Lino Longhino, che è il fratello di Dino, che molti lo scambiano per Fabrizio Corona, Maurizio Corona, tutti i Corona in uno. Sì, ma sono anche amici. Ecco, sono anche amici. Allora, intanto grazie Lino di essere qui questa mattina grazie con tuo fratello. Grazie anche per averci fatto capire l'importanza di questa valle dove tu porti avanti questa tradizione dell'Arrotino, un lavoro che veramente, se non ci fossi tu e altri, ormai sta sparendo con la nuova tecnologia. Però tu continui, chi non conosce Lino a Treviso e nei dintorni, nella periferia di Treviso, lui col suo furgone gira in lungo e in largo e le donne lo amano nel vero senso della parola, meno la moglie magari, ma più le donne, ecco, perché lui è così, lui ha una parola proprio sempre particolare, lo scherzo. Allora, cosa vuoi raccontarci intanto di questa giornata che abbiamo vissuto assieme? Sicuramente molto interessante, oltre, sì, per me personalmente, per me, ma me lo auguro del cuore, tutti i presenti, i partecipanti alla comitiva in gita, perché oltre la visita a un paese di montagna interessante, la visita al Museo dell'Arrotino, che è certamente unica, e un altro in giro per il mondo non si trova,
penso proprio, identico. Eppure arrivare in questa valle dove ci sono, come ha detto e ha spiegato bene tuo fratello, adesso vediamo anche le immagini anche del museo, di questo percorso che abbiamo fatto, nessuno penserebbe che ci sono ancora queste tradizioni che grazie a te e a altre poche persone riuscite ancora a tenere in vita. Perché io vedo che quando tu ti fermi ci sono tante persone che vengono a portarti questi coltelli, queste forbici, gli ombrelli. Ecco, tu sei un po' specialista. Cos'è per te la tradizione e proprio le radici del tuo lavoro dell'Arottino? Molto interessante. Oltre che svolgere un compito con le mani, è un lavoro manuale, ma importante è che sia fatto con grande piacere, dove la passione è importantissima, e molto importante è l'apprezzamento che mi viene ritornato dal pubblico, che mi stima anche per il lavoro che riesco a fare, e chissà che, torno a ripetere, che dura per molto tempo ancora. Abbiamo Flavia da Treviso. Ciao Flavia. Sono Nadia. Ah, Nadia, no Flavia, Nadia, hai sbagliato. Ciao Nadia cara. Nadia Slongo. Ciao, buongiorno ai miei concittadini. Ciao Nadia Slongo, ciao bella. Ciao. Niente, volevo dire complimenti per la gita, bellissima, e spero che la farete ancora e proverò a venirci anch'io. Nadia, senti un attimo, stai là perché io sono molto intrigata da quello che hai detto. Ma perché non vai qualche giorno con tuo marito al centro anziani, indipendentemente delle condizioni che so benissimo che ha Stefano? Però io sono convinta che anche a Stefano farebbe molto bene riuscire a staccare un po' la spina, non aver paura di niente, perché guarda, c'è sia Dino che è qui presente, ma anche Flavio Scalco, il presidente, ma anche tutte le persone, di dare un supporto a Nadia, perché io sono convinta che Nadia farebbe bene. Cosa vuoi dire, Dino, a Nadia? Disponibilissimi, vedo io. Quasi tutti i giorni c'ho qualcuno da andare a prelevare, in particolar modo, vabbè, ciao Egidio, so che ci sta guardando. Ecco, Egidio ad esempio, che salutiamo. Ciao Egidio! Sì, l'ho salutato. È a casa da solo, esatto. Non ha possibilità di muoversi, allora mi arrivano queste 4-5 telefonate al mattino. Dino, fa un piacere, vieni torme. Vado volentieri, poi magari a casa lo porto a qualcun altro. Però diciamo, Nadia, se vuole può venire, insomma, tranquillamente. Troviamo un sistema, perché ho anche qualcuno da Silea che viene al centro anziani. No, ma lei guida, lei non ha mica problemi, sai, di andarla a prendere. Lei arriva con la sua macchina, vero Nadia? Allora, vedete, tuo marito sa dove siamo, perché se non ricordo male è venuto più di qualche volta ai tempi passati, quando andava, credo, da tuo figlio in bottega ad aiutarlo, Nadia? Sa chi siamo. Ascolta, niente, dato che ci sarà tutta Silea che guarda la trasmissione, volevo fare gli auguri a Michele e Milena Garbo, che festeggiano i 60 anni di matrimonio. Sì, auguri, facciamo anche noi. Da tutti noi, auguri da Sveglia Veneta a questa coppia diversamente giovane che tiene duro. Certo che se dura tenersi marini, mia faccia I miei sono 55. Pensa a te. Grazie cara Nadia, grazie anche per tutti a tutti. Grazie ciao, Nadia, ciao, grazie per telefonata. Io spero anche con questa trasmissione di far capire anche alle persone che sono sole che delle volte basta fare una chiamata, come chiamate la Mirella, ecco, andare, cercatevi, vengono anche a prendervi, chiamatemi se avete bisogno, che io vi do gli indirizzi, oppure
faccio venire le persone a prendervi e passare un momento anche, come dicevo anche a Nadia, che veramente ha bisogno di un supporto perché ha passato un periodo terribile, ecco, e penso che questo centro lo possa fare. Un'altra cosa, Lino, che volevo dirti, questi paesaggi, ecco, cosa vuol dire per te ritornare? Io so che avete ancora la casa, tuo fratello si è emozionato quando siamo passati davanti, ecco, anche tu so che vai spesso, perché le radici sono là, non c'è niente da fare. In effetti avere la casa, e ce l'ho anch'io, e le chiavi le ho in tasca io, la casa, come i miei compaesani, mi aspetta sempre. Purtroppo è chiusa. Se io sono a Silea impegnato anche per il lavoro e anche per la famiglia, perché figlia, nipoti, moglie, chiaramente a Silea. A figlia, nipote, moglie dopo. A Silea si svolge tutta l'esistenza in particolare, però con piacere sempre andare a visitare i miei compaesani, il paese e aprire la mia casa che avrò il piacere di adoperare per molti e molto tempo ancora. Allunga la vita e spero che veramente si allunghi per come spero. Lino, e come vedi i giovani, il tuo lavoro? Ecco, c'è qualcuno che si ferma quando ti fermi in questi centri storici, in queste piazze, nei mercati? Ci sono dei giovani che si fermano, che sono curiosi di capire cos'è questo lavoro? Senza dubbio ci sono. Mentre osservo i giovani, giovanissimi in particolar modo, quando sono spontanei mi accorgo che mi stanno guardando mentre lavoro con un interesse, qualcuno in modo particolare, e in questo caso, quando mi rendo conto che sono osservato specialmente da certi giovani, mi si sbrega il cuore e vorrei che fosse mio, ma non è sempre così. Sono convinto che se non sarà presto, imminente, ma molto presto, potrà succedere che un giovanissimo si avvicina per apprendere qualcosa del mestiere antico. Io ho sentito arrottino, ho avuto anche una boscaiola. Ci sono le arrottine? C'è l'arrottina? C'è la figura femminile che fa questo lavoro? L'arrottina non è tipica perché era maschile prevalentemente, anche la questione di allontanarsi da casa e andare a lavorare lontano. La routine sicuramente ce la fa, perché... Ma c'è qualcuna? C'è qualcuna? C'era. Una era la mia cugina. Purtroppo c'era. Non c'è più. Non c'è più. Però scusa se ti interrompo un attimo, proprio domenica, in un'intervista che abbiamo fatto a Domenico Letti, sta avvicinando la figlia che ha 20 anni, anzi sta già collaborando col papà, gli sta insegnando perché il futuro sia sua figlia, per cui è una donna giovane che si sta apprestando a fare l'arrotino. E Domenico a Pordenone c'ha un bel laboratorio molto importante, serve tutto il territorio con la sua bottega. Allora andiamo a vedere anche questa intervista di Giovanni Negro, ecco, presidente del gruppo folcloristico. Cos'è Giovanni Negro? È uno dei fondatori del Monumento all'Arrotino. Monumento all'Arrotino, ecco chi era Giovanni, che è quello che ha offerto il brindisi che abbiamo visto prima. Andiamo a sentire l'intervista di Giovanni Negro. Allora siamo con Giovanni Negro. Ecco, siamo appena arrivati. Cosa vuol dire, ecco, questo paese dell'Arrotino? Perché dobbiamo ricordare le radici che poi vedremo. Allora, siamo a Stolvizza di Resia, un paese magnifico, molto bello, accogliente, pieno di tradizioni, di cultura, di secoli,
Peccato che oggi non si vede, che è una giornata un po' nuvolosa, non si vede il Monte Canin. L'abbiamo visto prima, comunque ecco, siamo qui, proprio questo paese è all'ombra del Canin, che ci fa da guardia. Allora, è il nostro orgoglio. Proseguiamo per appunto vedere questo museo di Stolvizza. Allora, Dino, questo museo molto importante che ha spiegato Giovanni Negro, soprattutto far capire anche alle scuole l'importanza della loro storia. Ecco, com'è il rapporto? Poi sentiremo domani, avremo anche Sandro Quaglia che spiegherà molto bene l'importanza anche di investire sui giovani rimasti, che sono anche contenti di rimanere in questo posto. Prego, Dino. Sì, ce ne sono di giovani che si sono fermati, parecchi hanno fatto famiglia, ma in riferimento al monumento, al mestiere dell'Arrotino, che noi, chiaro, promozioniamo molto perché ci aiuta a tenere vivo il paese, abbiamo fatto, mi sembra che stiano continuando a fare un laboratorio, cioè cerchiamo di attirare dei ragazzi e proporgli il mestiere dell'arrotino. Ci sono 3 o 4 dei vecchi arrotini a disposizione per insegnare a questi giovani a rotare gli attrezzi. Ce ne sono di quelli che si dedicano un po' di più e là è la speranza per avere un futuro, un domani di prosieguo del nostro lavoro. Un'altra cosa che volevo chiedere invece a Lino, perché ho sentito che tu hai detto prossimamente ci saranno delle novità. Non è che hai intenzione di lasciare questo lavoro e di passare la mano, no? Perché ho sentito un po' questa... Passare la mano veramente non ho pronto niente di questo tipo, perciò insisto ancora, sempre ovviamente pregando qualcuno che mi assista nel avere la forza di resistere. Qualora non fosse possibile, potrei ritirare la presenza dalle piazze, dei mercati e ritirarmi in privato. Andiamo a vedere anche questa intervista, presentazione Museo dell'Arrotino e poi salutiamo gli ospiti. Ecco, il Museo dell'Arrotino a Stolvizza di Resia propone la storia di questo mestiere tradizionale e collettivo della Valresia, proponendo nelle varie sale i 3 momenti di migrazione di queste popolazioni, dunque una prima migrazione stagionale legata al periodo invernale, quando questi artigiani si spostavano fino a Praga e poi ritornavano nella Valle d'Estate per coltivare i campi, dunque contribuivano al reddito familiare con il loro lavoro fuori da questa vallata. La seconda migrazione è un'emigrazione temporanea e si recavano nelle zone più vicine alla nostra vallata, verso l'attuale Slovenia e verso l'attuale Istria croata. L'ultima emigrazione è un'emigrazione definitiva dopo la seconda guerra mondiale nelle grandi città italiane. Il museo propone queste 3 fasi storiche con oggettistica particolare, ovvero macchine di legno per la rotatura che venivano usate in un primo periodo, invece con la prima guerra mondiale l'introduzione della bicicletta adattata per la rotatura. Ecco, questo è un mestiere ancora vivo, seppur non ci sono tanti arrotini come nel passato. Alcuni hanno dei laboratori di rotatura in principali centri del nostro Friuli, ma anche più lontano, e portano avanti questa tradizione. Il museo parte con quello che era il mestiere che introduce l'attività dell'arrotino, che era questo venditore ambulante chiamato
Kroschnar o Kromer, si vendevano prevalentemente tessuti ma anche oggetti in legno e, come dicevo, venivano questi portati fuori dalla vallata durante il periodo invernale. Dunque il museo presenta tutto quello che è la storia dell'Arotino. Allora, abbiamo sentito Sandro Quaglia, che avremo ospite domani mattina nella seconda parte, che è molto importante anche perché è stata una guida eccezionale, dobbiamo veramente dirlo, perché girare questi paesi con queste guide capisci che forse se ci vai da solo non riesci a comprendere bene il significato di quello che ti propone il paese, perciò è fondamentale. Chiaro che sono molto importanti, perché andiamo lì a vedere, ma se non capiamo dove stiamo, bella la montagna, bella la natura, belli i fiori. Bello il museo, ma bisogna anche spiegarlo. Però bisogna spiegarlo un attimo, perché appunto c'è comunque dietro una storia che ti dico è antichissima, perché ci siamo insediati lì in valle, dicono, dal 600 d.C., per cui tutta quella storia che c'è dietro, che non siamo riusciti a raccontarla tutta domenica, perché ce n'è veramente, perché ultimamente degli archeologi hanno fatto uno scavo appena sopra Stolvizza su una collinetta ed è apparso il Rad, un vecchio castello. Pensate. Con tanto di monili e robe ritrovate sotto, per cui la storia veramente ci aiuta a poter raccontare ancora di più. Allora vediamo anche ancora una volta le immagini del museo della gente della Val di Resia e poi anche le immagini dell'opera Ricordo Arotino, perché vorrei chiedere a Lino, cosa ti ha fatto? Ecco, che emozione hai avuto entrare in questo museo, vedere come si lavorava una volta, queste foto, tu hai detto mio papà, ecco il ricordo di questo padre che ha cercato di far capire l'importanza di questo lavoro, la famiglia che si compatta, il fratello, siete molto uniti, prego. Il museo per me, oltre a essere una raccolta da esporre e esibire, è un santuario, perché dentro, oltre a mio padre e tanti altri che non ci sono più, i miei santi in paradiso, che spero che mi assiste a dovere per molto tempo. Dino, qui stiamo vedendo la cucina, siamo entrati appunto prima in questa cucina che ancora tutti quanti, ecco gli utensili che si usavano una volta, le pentole, avete visto la ceramica, le porte, è tutto intatto. Prego Dino. Sì, ecco, questo fortunatamente io sono riuscito a viverlo in prima persona. Questa è la tipica cucina, dove è molto bassa, piccolina, perché doveva tenere tutto il caldo possibile dentro, e questa stufa che abbiamo visto prima, fatta tutta in pietra, che cioè scaldava l'ambiente, era l'unico posto caldo della casa, e ogni volta che lo rivedo mi sembra di ritornare indietro di 70 anni. E questa è una camera da letto tipica del territorio, fatta con i materassi di cartocci di Gran Turco, e una piccola finestrina, e anche questa bassa. Non ho visto, mi hanno fatto vedere prima lo scaldaletto che c'era, perché l'unico modo per riscaldare era uno scaldaletto, cioè un arnese dove sotto, che teneva alte le coperte, sotto si mettevano delle braci che riscaldavano quel minimo prima di andarsi a coricare. Qui siamo a Venzone, invece, ma questi le vedremo domani, perché ci sarà Sandro Quaglia che spiegherà l'importanza anche di quello che state vedendo, questa porta importantissima. Dino, come ci saluti? Cosa vuoi dire? Innanzitutto grazie dell'opportunità che ci hai dato di poter far vedere la nostra Resia. Sicuramente tutti i resiani che sono su sentono che oggi abbiamo parlato di loro e ci saranno riconoscenti. Portate un po' di pazienza, telespettatori, se non avete ricepito bene quello che vi abbiamo detto oggi, ma domani c'è qui con la Mirella questa nostra grande guida che è espertissimo in tutto e vi farà capire meglio
dove siamo stati domenica. Grazie mille Mirella, e grazie ai telespettatori e a tutti gli amici del Centro Anziani Cedò. Esatto, grazie a te Dino Longhino. Lino, come ci saluti? No, Lino scusa, adesso abbiamo che ti sei detto donne però, perché il Zedrio Vardate Ovviamente sì, bisogna. Odiato dalla moglie e amato dalle altre donne. Prego Dino. I miei saluti in particolare, rivolti a tutti ovviamente, in particolare a tutte quelle persone del mercato di Visnadello che stamattina a sorpresa non mi hanno visto presente e chissà mai cosa penseranno sia successo. Niente di grave. Perché sei un'istituzione nei mercati, vero Lino? Con grande piacere presente in questo posto per descrivere al meglio, insieme con Dino, la Mirella, le qualità del paese dove sono nato e del lavoro che faccio, che insisto a dire interessante molto. Ascolta, visto che ci sono dei ragazzi che girano coi coltelli, cosa vuoi dire a questi ragazzi? Intanto magari che vengono a te a imparare anche come si fa a tenere un coltello e l'importanza di questo utensile, ma che è un'arma pericolosissima. Ecco, cosa vuoi dire a quelli che girano con questi coltelli come fosse niente, Lino? Purtroppo non sarà una cosa nata adesso, ma sarà una cosa eterna, che il coltello in tasca non dovrebbe mancare mai, perché è un arnese utile e interessante, tanto per sbucciare una mela come per tagliare una corda e anche per altri servizi interessanti. Purtroppo, non certo per far del male alla gente. Se adoperato senza coscienza diventa pericolosissimo per tutte le cose che sentiamo anche che succede a coltellare le persone. Perciò lasciateli a Lino i coltelli che li sa usare. E se posso mai li prendo in mano e li trasformo da armi a attrezzi da lavoro e basta. Grazie ai due fratelli Dino e Lino Longhino per queste bellissime immagini, interviste che abbiamo sentito questa mattina. Fa piacere rivivere la nostra storia, perché è anche la nostra storia che forse conosciamo poco. Un grande abbraccio a tutti gli amici di Silea, che spero rimangano con noi anche per vedere altre realtà qui del territorio. Perciò grazie, pubblicità. Adesso vi presento due ospiti graditissimi, ma prima vediamo il video con Emanuela Gianetti e le sue opere. Abbiamo visto questi spezzoni naturalmente delle opere di Emanuela Gianetti, che è qui in presenza questa mattina, che ringrazio. Grazie. E sono anche contenta di avere assieme a lei Franco Tagliente, questa persona, questo genio della creatività, perché è un artivista, lui si definisce, per riuscire a capire l'importanza dell'arte.
della bellezza dell'arte, che può essere la pittura, la musica, il teatro. Cosa vuoi dire? Ecco, e vedendo queste immagini di Emanuela, cosa vuoi dire, Emanuela? Ecco, che critica vuoi fare a Emanuela Gianetti, questa donna che ha detto all'improvviso dentro di me è esplosa questa creatività che non sapevo di avere. Prego, Franco. L'arte è un ponte. E lo possiamo immaginare come un ponte che ci collega, che collega la materialità, il mondo tangibile, con l'intangibile. È uno strumento per entrare in una dimensione che non è quella materica, e non è quella della nostra vita quotidiana, seppure è un'altra esistenza che non è percepibile con i sensi. Ora, è chiaro che molti sono chiamati e pochi gli eletti, cioè il fatto di definirsi artista non automaticamente vuol dire percorrere un percorso artistico, è una questione che ha a che fare con qualcosa che è dentro, no? che si manifesta, è indefinibile, è delle immagini che prendono forma attraverso i colori, attraverso le forme, attraverso anche altre forme come il teatro, per esempio, no? E quindi l'artista è colui che arricchisce l'esistenza, dà alle persone la possibilità di, attraverso l'opera, attraverso quello che vedono, ha la possibilità di muovere i sentimenti, muovere le emozioni. Le emozioni. Cosa che non è abituale perché noi siamo tutti qua, tutti nella sfera cognitiva e coltiviamo poco la sfera emozionale, quindi l'arte invece ti dà questa possibilità. Sentiamo allora Emanuela Gianetti cosa ne pensa di quello che ha sentito da questo importante critico. Sì, allora io concordo su tutto. Diciamo che io questa sensibilità, Mirella, e questa creatività l'ho sempre avuta, solamente che dedicandomi, come già spiegavo prima a Franco, alla famiglia totalmente, l'ho messa da parte. A un certo punto, quando mi sono sentita libera di esprimere questa mia sensibilità, che come ha detto lui parte dall'irrazionale, dall'interno, e sono riuscita a esprimerla appunto con i quadri, attraverso i quadri, ho visto che la mia arte ha avuto un exploit incredibile. E a proposito di questo vorrei leggere, prego, se mi permetti, grazie. Ho scritto una cosa ieri sera. Allora, attraverso la mia arte cerco di dare voce alla materia, di farla parlare come se avesse un'anima. Vediamo anche i quadri e le foto intanto che Manuela parla. Esatto. Vai, prego. Ogni mio quadro nasce da un'emozione profonda, da qualcosa che mi attraversa e che sento il bisogno di trasformare in forma, colore e rilievo. Uso materiali come resina, stoffa, gesso, segatura, aiuta o foglia d'oro, perché sono vivi, imperfetti e concreti. Mi permettono di creare superfici che si possono quasi toccare con il cuore, non solo con gli occhi e le mani. Nelle mie opere racconto la forza delle donne, la resilienza, la rinascita, ma anche la fragilità e la memoria. Mi interessa la parte invisibile dell'essere umano, quella che resiste, che si spezza e poi si ricompone. Per me la materia diventa simbolo di questa lotta interiore, del continuo equilibrio tra luce e ombra. Vorrei che chi guarda i miei quadri si sentisse coinvolto, che trovasse un frammento di sé dentro le mie opere. Non cerco solo la bellezza estetica, ma un contatto emotivo, un dialogo silenzioso tra l'opera e l'anima di chi la osserva. Credo che l'arte debba farci riflettere e al tempo stesso farci rinascere. Per me ogni creazione è un atto di verità, un modo per dire che anche dal dolore può nascere qualcosa di luminoso.
E se chi guarda riesce a sentire questa energia, allora l'opera ha davvero compiuto il suo viaggio, che è quello che io voglio trasmettere. Molto bello, anche perché hai cercato anche di far capire cosa esprimono i tuoi quadri. Esatto. Il quadro oro, che prima si è visto più volte, si chiama Lo sciamano. In quel quadro, se poi si guarda con attenzione, si vede da una parte l'uomo giovane rivolto verso il futuro, che ha una mano così, dall'altra si vede in faccia un anziano che è appunto statico ma che rappresenta la saggezza. Questo si chiama le memorie, le radici della memoria. Questo è il Tuareg, no, cosa dico, la risurrezione. Questo è il Big Bang, l'esplosione, materico anche questo. Questo si intitola I ritratti, è un po' ecco, questo Rabbia e passione. Ferma. Questo Rabbia e passione io lo abbino al tuo impegno, fermiamoci su quello Rabbia e passione, per cortesia, il tuo impegno per i femminicidi, a queste donne che hanno, io lo vedo molto su questo quadro, non so se vedo male o vedo bene, però vedo questa rabbia che tu hai cercato anche di aiutare, di far capire proprio con le tue opere, ecco, con i tuoi quadri. Come vedi la situazione? Perché mi sembra che non ne veniamo fuori. Non ne veniamo fuori e a me dispiace molto perché l'ho già detto, secondo me denunciare assolutamente serve, però fino a un certo punto. Se io faccio la denuncia devo essere tutelata dalla legge, significa che questa persona che mi sta facendo del male deve essere, secondo me, messa immediatamente in galera. Perché non è possibile che queste povere donne denunciano, si separano, come è successa adesso l'ultima, uccisa a 60 anni dal suo ex marito dopo 3 anni di separazione, e questo l'ha fatta finire in ospedale e questa mattina è morta. Anche perché i segnali c'erano tutti, perché i vicini lo vedevano, era sempre fuori della casa. Ecco, c'è qualcosa, ecco, la prevenzione che non si fa. La prevenzione che non c'è. Dicevo anche prima, Franco, ci sono delle leggi troppo moderate. Allora vediamo se è collegato con noi da Londra Giorgio Vintani. Dottor Vintani, buongiorno. Buongiorno dottor Vintani, analista e consulente finanziario, grazie di essere qui. Ma l'arte è un investimento o bisogna solo avere sempre tanti soldi per possedere queste meraviglie? Cos'è l'investimento nell'arte, dottor Vintani? E grazie di essere qui. Questa mattina sono riuscita ad averlo ospite, collegato da Londra. Prego, dottor Vintani. Grazie a lei e grazie ai telespettatori. L'arte assolutamente può essere un investimento, e non solo di firme assolutamente famose, ma anche, per dire, di artisti emergenti. Non a caso, per dire, a Londra ci sono state recentemente 2 fiere, una grande fiera di artisti emergenti, di grandi artisti famosi, con gallerie che portavano da tutto il mondo l'arte moderna, e c'è anche una piccola fiera per opere che costano fino a 3.500 euro. È sicuramente un investimento, ma come ha detto Emanuela, io credo proprio al rapporto che c'è fra chi guarda l'opera e chi ha creato l'opera, perché secondo me un artista veramente deve esprimere la sua anima, il suo sentimento, che può nascere appunto dal dolore piuttosto che dalla felicità, sulla propria opera, per cui l'opera deve principalmente avere una forte connessione con chi la guarda. E questo secondo me può essere già sufficiente per giustificare l'acquisto. Poi se a un certo punto uno acquista opere per fare un investimento, meglio ancora.
Dottor Vintani, un'altra cosa che volevo sentire anche con lei, ad esempio adesso qui sembra che sia arrivata la febbre dell'oro, bisogna acquistare l'oro e naturalmente sono arrivate già le truffe, dottor Vintani, qua non ci facciamo mai mancare niente. Ecco, cosa vuole dire? Lei che conosce realmente la materia e degli investimenti bisogna stare molto attenti, molto attenti. È vero che c'è questa febbre dell'oro, bisogna andare cauti. Prego, dottor Vintani. È assolutamente vero e diciamo che la febbre dell'oro si è diciamo realizzata in concomitanza con la caduta del dollaro, c'è un rapporto inverso fra i due. Per quanto riguarda l'oro, diciamo che le attuali condizioni geopolitiche non sono purtroppo delle migliori e quindi c'è una corsa verso quello che è essenzialmente un bene rifugio. L'oro, a differenza di un'opera, non ci provoca diciamo, particolare piacere guardando, non paga interessi, ma conserva diciamo, il suo valore nel tempo. Direi che probabilmente in questo momento la corsa è stata estesa oltremodo, tant'è vero che recentemente l'oro ha avuto un piccolo ripiego. E quindi bisogna diciamo, fare attenzione anche al momento a fare un investimento per dire che sia un investimento di lungo periodo e non sia un investimento speculativo. Quanto alle truffe, già in passato per dire gran parte dei negozi compro oro, pago in contanti, erano per dire tacciati di riciclo di denaro illecito, per cui direi sempre che quando si compra o si vende oro di rivolgersi a appunto degli operatori specializzati e che abbiano una propria fiducia consolidata dietro. Molto chiaro, la ringrazio dottor Vintani. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro. Grazie, ciao, buongiorno a tutti. Una domanda alla tua ospite. In sintesi, lei prima ha detto che lei sente una emozione interna, una pulsione interna e la traduce in forme, colori, in un quadro. Ecco, ma domanda questa qua. Lei, a parte se ritiene che alcune emozioni possano essere tradotte solo in un quadro, ma ritiene che tutte le emozioni, le pulsioni interne possano essere tradotte in una certa forma di rappresentazione, compresa, quello che riguarda me, cioè l'emozione che ti porta di andare in modo solitario nelle zone più belle della montagna o del delta, per vivere un rapporto solitario appunto con le montagne belle o il delta bello con la natura, che anche quella è arte. Cioè voglio dire, c'è un confine tra l'arte e la no arte, ma che però ha dignità uguale, e le emozioni possono tradursi in tutte le forme d'arte o solo in alcune specifiche. Grazie, buongiorno. Grazie a te Vladimiro, prego Emanuela. Allora, questo è un altro tema che io tocco riguardo la natura. Proprio stando a contatto con la natura, l'anima si libera. Tutte le tristezze, le malinconie, i dolori, quando tu stai a contatto con un paesaggio montano, campano o di mare, ti senti proprio risollevare, senti la serenità e l'armonia che torna in te. Quindi sono d'accordo assolutamente col Signore. Con Vladimiro. Con Vladimiro. È una forma d'arte anche quella. Ovvio che io la rendo tangibile o Franco la rende tangibile, nel senso quelle emozioni che anche quel signore prova stando ad esempio in montagna, magari se riuscisse in qualche modo a renderle tangibili, cioè a farle vedere, oppure le esprime stando con la famiglia o facendo del bene al prossimo, perché anche quella è una forma d'arte importantissima. Dove si vede la luce, la positività, c'è sempre arte. Quindi sì. Andiamo a vedere anche il video di presentazione Ecoisti per capire chi è Franco Tagliente, perché per chi non lo conoscesse cosa fa. Andiamo a vedere
Video presentazione Ecoisti. Siete pronti? Pronti? Bene. Allora, azione! Diamo voce ai cittadini perché cambino le cose. Portiamo in scena ciò che piace alla gente. È uno strumento di democrazia partecipativa. Teatro di improvvisazione con gli spettatori che interagiscono. Le opinioni delle persone hanno un valore politico. Il nostro è un teatro futurista perché amiamo il futuro. Raccontaci la tua storia, partecipa. Sono del collettivo di teatro di improvvisazione Gli Ecoisti. Azione! Azione, Franco Tagliente, parti. Cosa cerchi di fare con queste persone che arrivano, di intrigarli, di renderli partecipi? E questa è l'importanza, di capire se hanno capito il significato di quello che tu vuoi fare con loro. Beh, in realtà gli artisti nelle performance del nostro teatro sono gli spettatori, perché quello che noi portiamo in scena sono situazioni critiche, oppressive, tensioni, questioni che riguardano gli aspetti sociali, economici, ambientali, ma li portiamo in scena non per far vedere la negatività, ma per creare i presupposti per la loro trasformazione. Questo avviene attraverso gli spettatori. Quindi non c'è una regia a monte, non c'è un epilogo che non sia quello che è voluto dagli spettatori. Quindi è un'opera d'arte teatrale che nasce insieme agli spettatori. Gli spettatori si trasformano da spettatori in spettatori. E questo è un processo creativo molto bello, perché tu non conosci all'inizio l'esito di quello che vai a rappresentare. Noi per esempio questa sera porteremo in scena 2 situazioni di oppressione nei confronti delle donne in ambiente lavorativo. Vediamo anche la locandina, spero che sia di quella di questa sera. Prego Franco. In ambiente lavorativo c'è questa dipendente. No, questa è quella dell'ultima volta. No, questa è dell'ultima volta. Ce n'è una, Tu Donna Hug. Tu Donna Hug è la performance di questa sera. Tu donna, quindi c'è un atteggiamento maschilista che indica la donna con imperio e con questo grugnito, questo Aug, che è il senso della dominazione. Io ti domino, io sono dominante e tu sei sottomessa. E questa è un'azione di violenza, perché noi siamo colpiti purtroppo ogni giorno dalle violenze fisiche subite dalle donne, ma non dobbiamo dimenticare che di violenze subite dalle donne ce ne sono tantissime altre: violenze culturali, violenze psicologiche, violenze sessuali, violenze istituzionali, violenze politiche. Quindi il tema della violenza che riguarda la donna è un tema molto profondo, è un po' possiamo dire uno degli aspetti più negativi della nostra società. Teniamo presente che se torniamo indietro nel tempo, al di là di quello che può sembrare la metafora dell'uomo delle caverne che trascina la donna per i capelli, in realtà con la clave in mano, in realtà non è così, perché l'uomo delle caverne aveva una relazione con la donna molto costruttiva, perché dovevano sopravvivere insieme, qui non c'era una prevaricazione. La prevaricazione dell'uomo sulla donna ha una data, più o meno 10.000 anni fa. Perché 10.000 anni fa? Perché si sviluppa l'agricoltura stanziale, quindi l'uomo e le donne, raccoglitore e cacciatore, diventa stanziale, quindi cominciano a nascere le città, le istituzioni e soprattutto nasce una cosa che è determinante, che è la proprietà, il diritto di proprietà, il senso della proprietà, perché l'agricoltore immagazzina quello che produce, i silos, poi si costruisce la casa, la stanzialità
si associa con la materialità, il possesso. Il possesso naturalmente, e poi tu in qualche modo vuoi che sia trasferito ai tuoi figli, e quindi la donna diventa lo strumento per la procreazione e naturalmente la donna poi è adibita alla cura dei bambini, mentre il maschio è quello che va a lavorare, quindi c'è questo rapporto di prevaricazione, di dominio. Molto chiaro, ti ringrazio Franco. Io vorrei chiedere al dottor Vintani, noi siamo spettatori sempre per quanto riguarda l'economia e la finanza, non riusciamo a capire, non c'è quel senso proprio di trasparenza che dovrebbe esserci anche nel spiegare i soldi pubblici, cosa sono, dove vanno a finire, le tasse soprattutto, e soprattutto l'economia, la grande finanza che è in mano a pochissimi rispetto alle tante persone che invece purtroppo anche nel mio paese lavorando non riescono ad arrivare alla fine del mese neppure con 2 stipendi. Io ho un banco solidale, perciò ne so qualcosa. Come vedete voi, come vede lei, dottor Vintani, l'Italia in questo momento proprio come economia e come finanza? Prego, dottor Vintani. Grazie, ma sicuramente è assolutamente vero, come ha detto lei, che la finanza a livello di grandi mosse finanziarie, come alcune di queste abbiamo visto nel risico bancario di recente, in mano veramente a pochissimi, i quali tra parentesi devono contendersi con azionisti a volte neanche italiani ma a loro volta stranieri, di cui l'unica cosa che conta assolutamente il profitto e quello che ciò porta con loro. Per quanto riguarda la maggior trasparenza invocata da lei riguardo alla informazione su come vengono gestite le tasse, questo sarebbe sicuramente auspicabile. Come vedo l'economia e l'Italia ultimamente ha avuto questo, guardandolo esclusivamente dal punto di vista economico, senza voler fare nessuna connotazione di tipo politico, ha avuto un upgrade dal punto di vista del proprio rating da Standard & Poor's e da Fitch, nel senso che dicono che la situazione, per dire, globale del paese sta migliorando, e i rendimenti, per dire, sui titoli di Stato decennali si sono ovviamente abbassati, avendo uno spread relativamente contenuto contro i titoli tedeschi, che rappresentano in Europa il massimo dell'affidabilità. Detto questo, sono assolutamente conscio del fatto che questi siano dei benefici che possano arrivare o possano essere sentiti da una ristretta cerchia di persone e non, per dire, dalla maggioranza delle persone che riesce o fa fatica ad arrivare a fine mese e che purtroppo non riesce neanche a risparmiare quel poco che potrebbe essere reinvestito nell'economia, traendo dei benefici anche per noi. Dottor Vintani, quanto importante sarebbe riuscire a far pagare le tasse in Italia ai straricchi, che li abbiamo, che hanno la residenza, però le tasse le pagano all'estero. Ecco, non succede in tanti paesi, tu puoi vivere dove vuoi, ma le tasse le paghi nel tuo paese. Perché in Italia si fa così fatica a capire che forse dovremmo partire anche da là? Noi riusciamo a copiare le cose peggiori invece che le cose migliori, magari copiare questo non sarebbe male, sarebbe un passo in avanti secondo lei, dottor Vintani? Sicuramente nell'ultimo periodo c'è stata una grande rilevanza di quella che era stata una norma prevista dall'allora primo ministro Renzi, che limitava le tasse pagate dalle persone non nate in Italia, per cui esclusivamente gli stranieri, a 200.000 euro all'anno. Mi risulta che sia assolutamente in discussione, per dire, una norma nel Consiglio dei Ministri che potrebbe portare questo livello alzato a 300.000
euro all'anno, che comunque per chi ha un patrimonio per dire multimilionario è assolutamente poco o nulla. Diciamo che questo effetto ha avuto purtroppo un importante effetto secondario soprattutto a Milano, nel senso che i prezzi degli immobili sono assolutamente esplosi, rendendo di nuovo la possibilità di vivere in città molto difficile, molto complicata per chi è al primo impiego piuttosto che per chi fatica ad arrivare a fine mese. Tassare i ricchi secondo me è una delle proposte che sono state al vaglio in Francia per chiudere, per dire, un deficit che a questo punto a livello di paese si è rivelato essere più grande addirittura di quello dell'Italia e per dire in alcuni casi queste tassazioni appunto con i ricchi, come per esempio in Inghilterra dove io vivo, sono state bloccate dal precedente governo. In Italia io penso che da un lato sia positivo attrarre queste persone con grande capitale che possano fare investimenti anche in Italia, ma ritengo che vada fatta con moderazione, perché appunto altrimenti si rischia veramente di alterare significativamente quelli che sono, per dire, i prezzi non solo degli immobili ma anche dei beni, dovuto appunto alla presenza sempre più maggiore di queste persone che possono permettersi tutto. Grazie dottor Vintani, anche questa mattina pillole di saggezza. Abbiamo Adriano da Campalto. Vai Adriano. Intanto buongiorno a lei e ai suoi compagni di avventura. Volevo dire una cosa. Allora, signora, se mi potete inquadrare quella signora artista che appositamente ha parlato del discorso che noi uomini siamo violenti, siamo cattivi. Alto un attimo. Ok, signora, io sono un uomo separato, non ho mai bastonato mia moglie, ho sempre dato tutti i stipendi mese per mese, signora, va bene? Ho fatto dei lavori anche extra per darli e li davo tutti a mia moglie, va bene? Ho tradito, sì, è vero, ho tradito, ma ho tradito perché voi, giustamente, che siete le donne, che capite solo voi tutto, noi uomini non capiamo niente, va bene signora? Ok? Alla fine la signora ha trovato uno scamotage. Se lei guarda bene fuori in strada, ci sono più uomini che fanno i barboni che uomini che sono in casa. Per fortuna io ho un buon carattere, sono un uomo che mi so realizzare, ho carattere, non mi faccio mettere i piedi facilmente in testa, però rispetto la donna, trovo giusto rispetto. Quando c'è un momento di crisi, qua in Italia purtroppo abbiamo una cosa, va bene, che forse non siamo informati, né voi donne, né noi uomini, ok? Cosa si dice in questo senso? In questo senso si dice perché il signor Rosa Adriano faceva le notti fino alle 2, perché dico tante volte può darsi che sbaglia io a parlare, a non capire la politica, e questo mi sono fatto 10 anni d'allievo per capire. Io ho accettato, allora quando certe volte ci sono queste crisi familiari, vorrei che ci fosse un settore, va bene, o politico, discutiamone insieme tra uomini e anche donne, va bene, per poter risolvere certe cose, perché quando ci sono queste crisi bisognerebbe anche a qualche volta andare in comune. Molto chiaro Adriano, se no non ce la faccio, ma hai espresso bene il tuo pensiero. Sentiamo come risponde Emanuela Gianetti, prego. Allora, intanto io non ho detto che tutti gli uomini sono così, ci mancherebbe altro. La maggioranza sono brave persone, mio marito compreso, il signore qui di fianco. Quindi, signore da Londra. Il signore da Londra, quindi assolutamente non è una mia opinione generalizzata agli uomini.
Però sono comunque uomini quelli che uccidono le donne, che fanno violenza psicologica e appunto anche violenza sessuale. Quindi è ovvio che io intimo gli uomini, no? Non sono le donne che quando vengono lasciate uccidono il loro marito o bastonano il loro marito. E quindi ce ne sono, purtroppo, sono di sesso maschile. Secondo me, al giorno d'oggi, e lo dicevo prima anche a Franco, non si dovrebbe parlare di differenze uomo-donna, ma di individui. Quindi non ci dovrebbero essere le differenze a livello lavorativo, non ci dovrebbero essere differenze in... Hai perso il microfono. Aspetta, eccolo qua. Perché mi agito quando... Vai tranquilla, prego, continua. Non ci dovrebbero essere differenze tra uomo e donna. Parliamo di individui dove rispettarsi. Ecco, l'unica cosa che secondo me, e su questo le devo dare ragione, dovrebbe fare la legge a favore degli uomini, nel momento della separazione dividere le cose in maniera equa, non lasciare gli uomini, perché ci sono degli uomini poveretti, bravissimi, tutto quello che vuoi, che poi nella separazione perdono tutto, hanno un lavoro medio e gli tocca farne 2, 3 o vivere in macchina, perché si dà sempre tutto a livello giuridico alla donna. Ecco, questo è sbagliato e sono d'accordo con lei. Non sono d'accordo sul fatto che la mia opinione è generalizzata riguardo agli uomini, ma dobbiamo essere d'accordo che tutte le violenze che vengono fatte partono dal genere maschile e non dal genere femminile, punto. Allora, io invece volevo aggiungere qualcosa, Adriano, poi vorrei sentire anche il parere di Franco Tagliente. Tu hai detto ci sono più barboni che uomini a casa, non è vero, ma tu hai detto una cosa importante, ci sono barboni, non hai detto barbone. Allora, io ti posso assicurare che non vedi le barbone perché queste donne sanno rimboccarsi le maniche più di voi, tutti, io ho detto tutti, vero. E prima di toccare il fondo ce la mettono tutta. Bravissima. Cercano di fare qualsiasi lavoro, anche 2 o 3 lavori, arrivano a casa alle 2 o 3 di notte perché fanno di tutto e di più, compresi gli uffici, non sulla strada. Non si guadagna il lavoro sulla strada, loro si guadagnano il lavoro lavorando seriamente. Poi vengono al banco della Mirella o della Carita o della San Vincenzo a prendere la spesa, perché quei pochi soldini che loro riescono a ricevere facendo lavori molto duri, sottopagate, però tengono duro, caro Adriano, quello che non fanno gli uomini, e che parlo in generale, pochissimi. E soprattutto per quanto riguarda gli alimenti, qua c'è da discuterne Emanuela, perché molti uomini che potrebbero farlo, perché la legge dice che devono pagare gli alimenti alle donne, queste donne non vedono un centesimo. Io ho avuto l'avvocato Tocchetto che difende queste realtà e sono veramente drammatici. Io ieri ho avuto un uomo di 56 anni che è venuto al Banco Solidale e ha detto aiutami, è uno dei nostri. E ho detto, io posso anche aiutarti, è da capire se tu hai voglia di metterti in gioco e di riprendere in mano la tua vita, perché io non ho tempo da perdere. Beh, brava, e guardandoti mi sembra che tu non stai facendo questo, perché sono sicura che un piccolo lavoro lo potresti trovare. Certo. Allora, io cercherò di aiutarti, però tu devi anche dimostrarmi che hai voglia di rimettere in gioco la tua vita e di riprenderla in mano. Perché sai, è facile dire non ce la faccio. Io vedo poche donne barbone, come mai? Come mai? Come mai? Franco Tagliente, come mai la donna
riesce anche nelle situazioni peggiori, anche di malattia, fa volontariato, crea un'associazione per aiutare gli altri con malattie gravi. Ecco, non ha un soldo, ma riesce in qualche modo con 600-700 euro a mandare avanti la famiglia, e col banco solidale, i vestiti e col lavoretto. Ecco, spiega tu anche a Adriano, che è molto arrabbiato con la figura femminile. Se mi permetti, prima Prego. di rispondere a questo, vorrei rivolgermi ad Adriano. Qual è la telecamera? Quella Sì, là? quella. Vai. Caro Adriano, tu prima quasi en passant, quasi fosse una cosa, un inciso irrilevante, hai detto del tradimento di tua moglie. Questo mi ha colpito. Io non mi permetto di giudicare, non entro nelle vostre questioni. Ho capito che era il suo tradimento, sai. O comunque sia un tradimento. Il tradimento di un coniuge, che venga dall'uomo o dalla donna, è credo tra le forme di violenza più profonde, perché va a minare la solidità, il rapporto nella sua essenza. Il contratto matrimoniale, non in forma giuridica, viene minato, e quindi questo aspetto, che credo caratterizzi una quantità non marginale di uomini nei confronti delle donne, per carità anche delle donne nei confronti degli uomini, comunque questo è un aspetto di violenza che non va sottaciuto. In particolare poi alla domanda di Mirella, perché le donne ci sono meno barbone rispetto a meno barboni, ma credo che una delle ragioni sia nel fatto che la donna per sua natura ha in sé l'elemento della cura. La donna si associa alla cura, la donna si prende cura di tutto, si prende cura del marito, dei figli, della casa, dei suoceri a volte. Suoceri. Quindi ha questo senso di protezione, questo senso di accudimento, riguarda anche se stessa. La donna tendenzialmente, almeno ha più rispetto della propria integrità anche fisica, direi anche in certe circostanze della propria igiene, no? Le donne sono più attente a questo, e quindi con più difficoltà si lasciano trascinare verso il basso. Gli uomini invece noi uomini siamo sempre accuditi, abbiamo sempre una donna più o meno al nostro fianco, dalla madre, la moglie, e nel momento in cui ci ritroviamo ad essere soli per le vicende della vita, tendenzialmente viriamo verso la depressione e verso l'isolamento. Ecco, credo che sia molto questo. chiaro. Allora sentiamo anche al dottor Vintani. Dottor Vintani, abbiamo parlato di figure femminili, ne abbiamo una nel nostro paese, la premier Giorgia Meloni. In Europa abbiamo la von der Leyen e tantissime donne. Ecco, come vede queste donne? E come, secondo lei, che è un consulente, un analista finanziario, come sta curando questo paese Giorgia Meloni? Ne ha abbastanza cura? Lo sta curando economicamente bene? Ma, dal punto di vista economico i giudizi non espressi da me, come i giudizi positivi appunto nei confronti del debito da Standard & Poor's e da Fitch, e l'abbassamento dei titoli decennali, sono sicuramente degli elementi positivi. Cito tra parentesi un recente articolo del giornale francese Le Monde, nella quale dicevano appunto che quelli che erano, per dire, i problemi dell'Italia, cioè quella di avere molti primi ministri in un periodo ristretto di tempo, è passato alla Francia, in quanto la Francia ha avuto 5 primi ministri, 6 se dobbiamo contare il doppio mandato Le Cornu, e invece l'Italia ha avuto solo Giorgia Meloni. Ma non solo, per dire, in Italia, dove tra parentesi, per dire, sono donne sia il capo del governo sia la principale voce dell'opposizione, ma addirittura per dire, in paesi come il Giappone, dove la donna è sempre stata vista come in secondo piano, è stato recentemente eletto la prima donna primo ministro della storia
del Giappone. Io penso personalmente che le donne abbiano un grande successo in politica proprio perché si prendono veramente a cuore di quello che sono i problemi della società, e io assolutamente applaudo questa iniziativa dove spesso si è parlato anche a livello italiano, a livello di composizione di consigli di amministrazione, di avere più donne, e visto che appunto nel nostro universo ci sono uomini e donne, è assolutamente è giusto e corretto sentire anche i pareri e i punti di vista da chi ha un'altra sensibilità, un'altra visione rispetto agli uomini. Dottor Vintani, si sente qualche volta dire che c'è lo spettro della recessione in Italia o in Europa, è così oppure lei cosa ci dice? Allora, lo spettro della recessione principalmente era un vento che viene dall'America, dove si è parlato per un anno di recessione. In questo momento assolutamente il caso non è così. L'Europa ha una situazione diversa perché cresce di meno e la Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi diversamente quest'anno diverse volte per appunto dare uno stimolo all'economia. Sicuramente l'Europa e in particolare l'Italia ha un mercato del lavoro molto meno dinamico che non negli Stati Uniti, e quindi c'è una maggiore reticenza nei confronti appunto di assumere persone, proprio perché queste diventano poi una specie di fardello che l'azienda si porta da questo punto di vista fino alla fine. Le mie personalissime previsioni sono comunque per un 2026 ancora all'insegna della crescita, sarà una crescita per dire più modesta, ma vedo che per esempio in Germania è stato rilasciato un importante pacchetto fiscale a sostegno dell'economia. Il governo italiano sta facendo più o meno nell'ambito appunto delle proprie possibilità, che sono ovviamente minori rispetto a quelle di altri Stati europei a causa del differente livello del debito, sta cercando comunque di ridurre le tasse proprio per rilanciare da questo punto di vista l'economia, e mi ricollego a una frase che ha detto lei prima: sarebbe assolutamente bello e anche corretto che le tasse le pagassero tutti, proprio perché per rilanciare l'economia e per fare in modo che tutti possano beneficiare appunto di questo sforzo comune. Dottor Vintani, più che pagarle tutte, farle pagare quelli che non le pagano, perché c'è una parte che le paga, il problema è farle pagare a chi non le paga. Io la ringrazio veramente, dottor Vintani, di essersi collegato con noi da Londra, al dottor Giorgio Vintani, analista e consulente finanziario, veramente grazie appunto per queste pillole di saggezza che sono molto importanti, perché noi abbiamo il nemico dietro l'angolo che è anche la truffa, ecco, alle fragilità, perciò state molto attenti, come ha detto il dottor Vintani, appoggiatevi alle persone preparate, quelle di fiducia, fatevi consigliare, non avventuratevi in percorsi da soli con persone che non conoscete. Grazie veramente e un grande saluto anche a questa bellissima città, questa Londra, questa capitale fantastica, multietnica. Buona giornata dottor Vintani, grazie. Adesso grazie a lei e grazie ai telespettatori. Grazie a lei. Andiamo a vedere questo teatro di cittadinanza, Gli Ecoisti, prima parte, e poi salutiamo anche Franco Tagliente.
Ci licenziano. Ci licenziano. Dai, no. Ci licenziano. Per tutto questo tempo. Ma non ce lo tengo. A sorridermi. A dire, oh, l'azienda va bene, l'abbiamo comprata. E io mi domandavo, ma cosa sto facendo? Ma dov'è il trucco? Perché mi sorridono, mi parlano e non mi dicono niente? Perché non c'era niente da dire. Non è possibile. E loro continuavano a dire, certo, il marchio ha siete i più belli, più grandi. E io li guardavo e mi domandavo, adesso. Invece a un certo punto mi hanno detto, signora Bianca può andare. Quando ero sulla porta mi hanno detto, signora Bianca, abbiamo qui preparato delle lettere per gli altri suoi colleghi, dei rappresentanti del Consiglio, e io l'ho letta. Oh Madonna, ma se devo dare ognuna a voi. Però vi faccio questa richiesta. Le vuoi mollare? Leggete con calma, pensate. Pensiamo. C'è scritto a rinunciare a 7 minuti della pausa giornaliera prevista dal contratto di lavoro in essere con decorrenza il 1° gennaio 2016. Quindi lasciatela leggere fino alla fine. Si chiede che la decisione, sia che accolga sia che rigetti la richiesta, cosa vuol dire? Che va bene qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. No? Ok. Ma figurati se io dico di no. Leggi fino alla fine. Sia assunta per votazione dei componenti l'RSU e riferita all'amministratore delegato cioè dobbiamo dire se sì o se no. Hai 7 minuti di 15 minuti che di solito abbiamo di pausa. Piccoli scusa, ma che problema c'è? Io voto sì. Io ho chiesto 7 minuti. Cosa vuoi che siano i miei 7 minuti? Rispetto al posto di lavoro. Certo. Allora, provate a fare questo piccolo calcolo. Certo, sono i miei 7 minuti al giorno, moltiplicati per 7 giorni, moltiplicati per 30 giorni, moltiplicati. Quanti sono i dipendenti della nostra azienda? Fammi fare due conti. 200. Sono 600 ore al mese. È per quello che non dobbiamo dire subito, oh sì, ragioniamo. Sapete cosa sono 600 ore regalate alla proprietà? Abbiamo sentito 600 sono i soldi, gli euro che tirano di pensione, 600 sono le persone che abbiamo sentito. Cos'è il 600 per Franco Tagliente? Ma in questo caso è la subdola sottrazione di diritti dei lavoratori, perché questa è una vicenda che è realmente accaduta. Quindi la nuova proprietà chiede, così come se fosse niente, che i lavoratori rinuncino a 7 minuti del proprio intervallo e devono raccogliere l'adesione. Qua c'è una discussione molto animata e poi alla fine si rimane in bilico tra sì e no. Ma in realtà poi c'è la Bianca, che è la rappresentante più anziana, che fa notare che non si tratta solo di 7 minuti, ma è una questione che riguarda non soltanto loro, che sono 10, ma riguarda 200 dipendenti, e riguarda altre aziende che, se questa cosa passasse, potrebbero adottare questo modo molto subdolo per far passare delle sottrazioni apparentemente modeste, che però vanno a minare la solidità di quella che io dico la lunga lotta sindacale per l'acquisizione dei diritti, no? E questo, ahimè, è quello che poi sta accadendo oggi, no? Sono lunghi anni di lotte sindacali per affermare i diritti dei lavoratori e poi invece si è smantellato tutto e oggi siamo alle prese con problematiche ben maggiori della perdita di 7 minuti. Però questo è un tema che va oltre, perché noi questa performance l'abbiamo fatta ancora 2 settimane fa,
e la performance di questa sera, che è l'ultima della serie. Ecco, qua volevo arrivare, fai l'appello che vengano a vedere, perché è importante. La performance di questa sera è molto importante e siete degli eroi, appunto, se venite. A che ora e dove? Alle 8:30 a Villa Serena, che sarebbe la biblioteca di Ponzano. Va in scena Tu donna Aug, e sono appunto delle situazioni di violenza nei confronti di una donna all'interno di un'azienda. Dico siete degli eroi perché stasera piove, fino alle 8 almeno. Piove governo ladro. Però io credo che se riuscite ad avere il coraggio di prendere l'ombrello e uscire e venire questa sera, potrete vedere non soltanto la dinamica di questa forma di teatro di partecipazione degli spettatori, ma poter anche affrontare un tema che è di una gravità unica, al di là di quelle che sono le tragedie delle violenze fisiche, dei femminicidi, che sono le forme di violenza subdola che le donne subiscono in ogni ambiente, ogni giorno, che sono difficilmente sradicabili se non attraverso un processo di crescita della nostra società che è caratterizzata dalla violenza in genere e non solo nei confronti delle donne. Grazie, sempre bravo a Franco Tagliente, condivide anche Emanuela Giannetti, ecco, questo uomo che con questa arte, l'arte del teatro, sta cercando di portare a galla alla superficie i problemi della società, e sono problemi veramente gravi e seri che noi vedremo al mattino. Adesso vi porterò a teatro col teatro di Franco Tagliente, al mattino inizieremo ad aprire con il tuo teatro, spero che mi mandi anche questa donna Aug, che mi piace molto, ecco, per far capire che forse non è la donna che deve difendersi, ma è l'uomo che deve difendere la donna. Proprio ecco, così. Penso sia questo il significato che noi donne vorremmo. Adesso noi ce l'abbiamo messa tutta, siamo stati in prima linea, adesso siete voi uomini che dovete andare in prima linea a difendere noi. Grazie ai miei ospiti. Emanuela Giannetti rimane qui con noi. Pubblicità. Sono veramente orgogliosa di presentare un'altra donna, oltre a Emanuela Giannetti, questa artista pittrice che è Rosanna Fanny Duval, Legami di sangue e vite spezzate. Guardate questo libro che ha scritto Rosanna, questa autrice e scrittrice, per far capire l'importanza della figura femminile, che non riesce ancora a difendersi da sola, che ha paura addirittura a denunciare, chissà cosa mi capita, meglio che prenda e mi massacri di botte, ma la denuncia non arriva. Ma soprattutto la società, la famiglia, queste mamme, questi genitori che dovrebbero vedere, questi fratelli, questi vicini, dico io, che non riescono a capire che questa donna ha bisogno del loro aiuto. Perché? Perché siamo chiusi. Mi non vo combatta, devo mettermi in gioco, sono problemi suoi, non sono cose che mi riguardano, deve intervenire qualcun altro. Intanto il cerino passa, Rosanna, e lei viene massacrata o uccisa. Cosa vuoi dire con questo libro, Legami di sangue e vite spezzate? Prego, Rosanna. Allora, il libro, è stato scritto e romanzato diversi anni fa, ma quello per cui sono qua oggi, proprio in riferimento al prossimo mese, che è il mese per ricorrenza, purtroppo, anche se non dovrebbe essere un mese, ma purtroppo adesso diventerebbe, secondo me, tutto l'anno, contro la violenza sulle donne, e da quel libro io ho estrapolato un progetto teatrale, di reading teatrale, che l'ho portato in diversi comuni. Soprattutto, ne parlavamo prima di andare in onda, e secondo me va molto, si dovrebbe soffermarsi tantissimo sui giovani. Cioè, certe cose dovrebbero partire proprio dai giovani, non dagli adulti, perché se facciamo vedere un progetto del genere, dove ormai sappiamo la violenza sulle donne, gli abusi sui bambini, cioè sono tutte concatenate, perché i legami di sangue spaziano tantissimo e purtroppo ce li portiamo dietro
dai nonni, dai bisnonni, dalle nostre madri e poi a nostra volta con i figli. Ma andrebbe veramente fatto un progetto sui giovani, non sugli adulti, perché gli adulti ormai lo sanno, cioè sappiamo di cosa stiamo parlando, anche se abbiamo veramente tanta omertà ancora. Come dicevi prima, denunciare fa male, perché la denuncia crea di nuovo quel disagio che purtroppo una vittima deve ripercorrere e spesso e volentieri, perché lo sappiamo, viene condannata non 2 volte, 3, 4, fino a che questo non diventi anonimo, perché nella vita di una vittima diventare anonimi, secondo me, è quello che si sente di dover essere in quel momento, perché non vuole visibilità, una vittima non vuole essere messa all'agonia, cosa che invece purtroppo succede. Poi coi social non ne parliamo, perché là abbiamo amplificato veramente tanto. Allora andiamo a rivedere questo video delle opere di Emanuela Gianetti per capire anche come l'arte può aiutare la persona. Io più di donne parlerei la persona sì, a comprendere, a capire, perché io sono convinta che solo con la cultura, la bellezza, l'arte riusciremo a vincere, ecco, questa ottusità che diventa aggressività e violenza. Io penso che l'arte possa fare questo, iniziare da bambini, fin da piccoli, a portare questi bambini a visitare i musei, a sentire nei teatri queste orchestre, la musica in generale, poi quando crescerà deciderà lui quale musica ascoltare. Però vediamo il video. Allora Emanuela, rivedendo questo video e sentendo quello che ha detto Rossana Fanny Duval, cosa vuoi esprimere, ecco, con questi colori? Io ho notato anche i tuoi stati di umore, in base al tuo umore tu esprimi il quadro, quando sei contenta, sei felice, quando sei triste, sei arrabbiata, perché ogni quadro ha qualcosa di te, delle emozioni in quel momento che dipingi. Sì. È quello che ho detto prima, nel senso, io voglio esprimere, allora, tutto parte dalla mia anima, come abbiamo detto. Vai. Parte dalla mia anima e io spero sempre, allora, la nostra vita è fatta di gioie, dolori, allegria, tristezza, no? Quello che io spero nelle persone, tutti noi attraversiamo questi periodi bui, no? Che poi la nostra anima riesca a risalire, a diventare più forte in positivo di prima e arrivare verso la luce. La luce io intendo amore, bellezza, musica, come hai detto tu, tutto quello che è cultura positiva, no? Sì. Altro discorso per quanto riguarda la violenza sulle donne è anche educare i bambini e bambine da quando sono piccoli al rispetto reciproco. Parentesi Emanuele, e lo chiedo poi anche a Rossana, non è che abbiamo sbagliato anche noi ripensando che questa donna difendeva sempre di più il figlio maschio, il primo figlio. Brava. E la figlia, ecco, aveva dei diritti anche verso questo fratello. Doveva fare dei lavori che poteva farli anche il fratello, ma la mamma diceva, che era una donna, tuo fratello non li può fare, sei tu che li devi. Non è che siamo state anche noi a far sì che questo patriarcato diventasse sempre più forte? Assolutamente sì. Sono pienamente d'accordo, a parte qualche raro caso, il maschio è sempre, mi spiace dirlo ma è così, molto protetto dalla mamma, molto giustificato e proprio per questo cresce più fragile rispetto alla donna. Tra l'altro, anche al giorno d'oggi,
quando due coniugi lavorano si dice sempre che bravo lui che ti dà una mano, ma ci si dà una mano insieme quando si lavora in due, giustamente, vero? Sì. E anche nella crescita dei figli. Che bravo papà, perché non so, cambia il pannolino. Donne lo fanno sempre. Quindi noi nasciamo col pannolino, il pannolino per l'uomo è un problema. Noi nasciamo col pannolino e moriamo col pannolino, non so. Per loro diventa una tragedia. Una tragedia. E invece è normale, cioè quando si lavora soprattutto in due, no? Non è che lui aiuta lei, si collabora insieme. E su questa cosa, devo dire, mi ha fatto riflettere molto mia figlia. Perché io ho una figlia di 31 anni, sposata. Però complimenti. Sì. Sono anche nonna di 2 bambine. E mia figlia, io quando dicevo che bravo tuo marito, anche io per prima, ti dà una mano, no? E mamma fa, guarda che lui collabora, collaboriamo vedi che insieme. la donna si evolve, per capisce. fortuna. E lì ho ragionato su questo discorso, ho detto, ma sai che ha proprio ragione, vedi che anche io parto sbagliando. Io allora ho 2 femmine, le ho cresciute però con indipendenti al massimo, nel senso che molto, molto libere di pensare, libere di agire, anzi ho premuto molto perché mia figlia Elena, la più grande, lavorasse, fosse indipendente, a prescindere da quanto guadagna il marito, chi se ne frega, no, certo. Tu devi essere autonoma e indipendente. Lo stesso sto facendo con la piccola che sta studiando, eccetera. Piccola e grande. Che ha 20 anni. No, perché lei è piccolina, ma è grande. Sì, è la mia... Però è vero che le mamme, compresa anche mia madre, perché lo dico, era verso mio fratello molto più protettiva. Sentiamo, devo correre perché il tempo è tiranno. Sì. Rosanna, cosa aggiunge quello che ha già detto Emanuela Giannetti e soprattutto a questa donna che ancora adesso fa la crocerossina, fa fatica a denunciare, continua a essere picchiata, ma sto zitta, ma perché? Perché non è protetta. È inutile che me la raccontano, non si sente sicura se uscirà di casa, cosa incontrerà, ma chi se ne frega della panchina se dopo non ho la panchina, il dopo panchina, la cosa mi dice la panchina? Ecco, io sai che sono contraria alle panchine, me ne diranno di tutti i colori, lo so, però io più che la panchina vorrei dire quello che si pensa donna. Ecco, non la panchina, perché vedo la panchina e dopo rimane là. È un simbolo che rimane là e che come ogni volta noi, soprattutto noi italiani, ci accorgiamo solo del momento, quando arriva quel momento per ricordare. In realtà bisogna ricordare sempre, soprattutto questo non è un ricordo, questa è una verità che purtroppo c'è ogni giorno. Infatti dicevamo prima, ma quante donne dall'inizio dell'anno sono state massacrate? 50. No, uccise tanto, ma massacrate. Uccise 50 e dopo non si sa le violenze. Quindi che ci anche sono. L'ultima ragazza di cui parlavano, cioè nonostante abbia avuto per 1 anno e mezzo ripercussioni veramente forti, ma quanta vergogna poteva avere nel fare quell'atto di poter andare veramente a dire guarda che ho un uomo vicino che mi sta massacrando di botte. Cioè non è facile parlarne. No, brava. Però c'è bisogno di qualcuno che veramente ti metta nelle condizioni di non giudicare, perché ci sentiamo spesso e volentieri giudicate. E la nostra paura di diffondere a tutti verbalmente quello che ci sta succedendo è la paura del dopo, non tanto del prima, perché il prima lo puoi anche buttare fuori come sfogo. Però dopo... quello che mi fa terrore e tristezza è quando sento dire se l'è cercata. Beh, quello è veramente una davvero... cosa terribile, ma quello lo sento anche da parte di certe donne, specialmente quelle che magari avrebbero potuto aiutare. Vedi questa donna, io ho avuto, sai, un'amica, una carissima amica che non riusciva a denunciare questo uomo che la picchiava, e quando io ho conosciuto lui io sono rimasta di stucco, perché non avrei mai immaginato, vedendo questo angelo nel vero senso della parola, un angelo come si poneva, e la rabbia e l'aggressività che proprio ce la metteva tutta su questa donna che non riusciva. E perché?
perché diceva: Mirella, ho 2 figli, dove vado? Cosa faccio? I figli sono attaccati a mio marito. Cioè, ma riuscite? Cioè, io non riesco a capire, Rossana, cosa bisogna fare per far capire a queste donne che a un certo punto devi avere il coraggio di dire basta. Però il supporto dove vado a cercarlo? Infatti, ma non è solo il coraggio di dire basta, come ti dicevo prima, è il dopo. Che aiuti possiamo dare a queste donne? Cioè, veramente, fisicamente, come le mettiamo nella protezione sua e dei suoi figli? Perché è vero, hanno dei figli che sono, in questo caso, attaccati a un padre, però bisogna anche educare, come diceva lei, i figli a capire che c'è una madre che sta soffrendo. Bisogna dirlo, perché a volte anche ai figli non si dice, si cerca di mantenere il silenzio per evitare. E invece no, tuo padre mi sta facendo questo, e io non ho bisogno di questo. Tanto è vero che molte volte uccidono anche i figli. Infatti, per evitare... Mirella da Riese Più-Decimo, vai Mirella. Ciao Mirella e alle 2 signore vicine. Allora, dico 2 cose, 2. Allora, la prima è, anch'io dipingo e delle volte ti viene tanta voglia di, a qualunque ora che ti viene per la testa, che ti fa rilassare, ti fa star bene, tutto quanto. Io vorrei vorrei portare in un salone gli uomini che maltrattano le donne, che violentano le donne. E porterei tutti i cavalletti e li farei dipingere. Ci lascerebbero e le farebbero bene la testa, perché dipingendo lavori anche con la testa. Ecco. Perché Grazie. Uomini, Grazie, bella la telefonata. Li vorrei vedere cosa riuscirebbero a fare con il pennello per poi arrivare ad un quadro. Rossana, ma soprattutto quello che io ho sentito, io ho avuto l'altro giorno una ragazza, una cara ragazza, vittima di femminicidio, lei la figlia, che non riconosce più questo uomo, tanto è vero che non lo chiama papà, padre, dice lui che ha provato a fare anche un confronto, ma non è riuscita a capire perché lui non c'era questo cambiamento e soprattutto si è sentita completamente sola. Lei ha cambiato città, si è rifatta una vita, ha una famiglia, però quello che racconta è da brivido, nessuno mi ha aiutato, la scuola quasi quasi mi emarginava, non riuscivano a capire il mio dramma, ero completamente sola. Ma io continuo a vedere questa solitudine, continuo a vedere che viene portata via la donna dalla casa, che è la donna che deve lasciare la casa con i figli, mentre questo uomo rimane tranquillo nella sua casa. Queste donne in politica, che lo dico, questi onorevoli parlamentari anche europei, ero strafelice, ho detto tante donne, chissà che ce la facciamo, ma non vedo nessun cambiamento. Vedo che nonostante 8 denunce anche le forze dell'ordine più di quello non possono fare, ma la certezza della pena per queste persone non arriverà mai. Prego. Bella questa osservazione, soprattutto in merito al fatto che abbiamo adesso un governo davvero pieno di donne e che almeno apparentemente ci siamo un po' sentite protette da quello che loro in qualche modo vorrebbero fare, infatti, e quindi almeno abbiamo pensato, meno male che loro ce l'hanno fatta ad arrivare dove sono. Però concretamente che cosa c'è sul banco? Non ci sono formule per capire che cosa si può fare, magari ci fossero, come le magie, no? Esatto. Però credo che è una parte di noi intrinseca che non c'è in tutto mancheremo, il mondo, non mancherà mai di... Provate a pensare, se io nel momento che faccio la denuncia, stesso momento che faccio la denuncia, o che vengo portata al pronto soccorso, vado al pronto soccorso, e là si accorgono che c'è. Esatto. Questo uomo viene preso e viene portato lui in una comunità dove lo curano per fare il cambiamento maschile. Ecco che io ho la mia casa, tengo il mio lavoro, i miei figli non hanno un trauma, perché è un trauma lasciare tutto, lasciare completamente tutto, e intanto io comincio a riprendere in mano la mia vita, ma lui è fuori, lui è là. E io sono protetta perché sono nella mia casa. Già la mia casa per me è una protezione. E
invece continuiamo a sentire che viene portata via la donna, che questa donna non si sente protetta, che ha paura di uscire, ha paura di rincontrarlo, il braccialetto elettronico non funziona, si incanta, si rompe, non lo so. C'è qualcosa che si potrebbe fare che non fanno, ma perché non lo fanno? Ma abbiamo le perché non viene strutture per preso questi lui e uomini? portato via? Abbiamo le strutture per questi uomini? quello il problema. Perché se ci fossero strutture per questi uomini, una parte del problema magari è anche perché è indirizzato a loro il problema. Cioè non sono io donna che ti sto dando il potere di annientarmi. Cioè non esiste. Io sono uguale a te, ma in tutto e per tutto. Quindi lo stesso rispetto che io do a te... Invece di andare le donne, mandiamo gli uomini da queste donne che vogliono... ma bisogna creare una struttura per... Mandiamo gli uomini in queste strutture a essere curati. Ecco qua. L'uomo non ammette, purtroppo l'uomo ha una sensibilità che è totalmente differente dalla donna e anche ha una capacità di ragionamento limitata, non che voglio denigrarli, ma sono molto così razionali e non così. Quindi è difficile che loro ammettano le colpe. Noi donne abbiamo una sensibilità che secondo me è anche data dalla natura, perché sicuramente appunto nasciamo diversi, no? E quindi non ne veniamo fuori, ma tu lo sai che in tutti i paesi europei e del mondo ci sono questi problemi. Ad esempio in Germania c'è un altissimo tasso di femminicidi. La Spagna tanto. Che invece sì, ma meno rispetto alla Germania, nonostante sia un paese latino, che uno dice più passionale, hai capito? Sì. Cioè, perché forse c'è più rispetto. Quando io sento parlare, giuro, ancora oggi, di eguaglianza uomo-donna, ma stiamo scherzando, robe da matti. Ascolta Rosanna, quando hai deciso di scrivere questo libro e perché hai dato questo titolo? Da dove inizia questa storia? Purtroppo dalla mia famiglia, che è un legame indissolubile, e da là ci sono veramente spezzoni di vita che ho vissuto e che ho voluto mettere all'interno di un racconto, perché poi alla fine è comunque un racconto basato su una storia vera, ma un racconto. Questi racconti che però cerchi anche tu, questa rabbia, questa violenza, ecco, di scriverla, di trasmetterla, perché questo rimane. Cioè qualcosa di te rimarrà, di quello che hai passato, il percorso che hai fatto, anche per far capire tramite anche la scrittura che potevi farcela. Prego Rosanna. E allora scrivere intanto è sicuramente un atto di fiducia per chi lo sta facendo in quel momento, come penso per qualsiasi artista, infatti. Per qualsiasi artista la forma d'arte è veramente qualcosa che ti porta... Io dico all'illuminazione perché in qualche modo fa uscire il meglio di sé, no? Al di là del libro, questo è un libro, autobiografico, anche se raccontato, perché c'è una storia dentro, ma è una storia a sé. La parte biografica è solo fine a se stessa al racconto. Però là ci sono veramente tanti componenti, perché c'è purtroppo la violenza su una bambina di 11 anni, dal patrigno fino ai 14. C'è una violenza per uscire di casa, scappa, si sposa a 20 anni e poi si ritrova un marito che praticamente la picchia e perde un bambino. Colpa tua, ovviamente, no? Perché il dito è sempre puntato. Poi però c'è anche la parte della famiglia in generale che in qualche modo non ti aiuta. Quindi discernere le due fasi è difficile, perché parliamo anche di una famiglia degli anni 60, quindi una famiglia dove i componenti patriarcale all'unisono, cioè proprio e quindi era difficile chiedere anche il permesso di dire che tu sei stata quella vittima,
era impossibile, cioè la vittima dentro casa non esisteva. Brava. Io ho aperto per caso e mi sono soffermata su questo capitolo. Ciao Zach, immagino che dalla voce tu mi abbia riconosciuta, vero? Tiffany, che sorpresa! Hai deciso di tornare tra noi comuni immortali? Non sei per nulla divertente e se fossi in te non farei tanto lo spiritoso. Dal tuo tono ho come la sensazione che si tratti di una minaccia più che una semplice conversazione. Credimi, qualsiasi cosa tu possa dire o fare in questo momento non mi tocca assolutamente, anzi. In questi mesi di lunga riflessione hanno rafforzato ancora più certe mie convinzioni sul tuo conto e ho compreso quanto tu sia davvero falso e ipocrita, avendomi dipinta in modo così negativo agli occhi di mia sorella e di mio nipote solo per salvarti la faccia. Mi hai messa in una posizione scomoda e infelice. Eccolo qua, la famiglia. La famiglia che invece di proteggerti ti dice non farlo, dove vai, infatti. Ai figli. Ecco, è questo che manca poi anche a questa donna, perché siamo così, abbiamo paura dei vicini, del diverso, noi abbiamo paura di tutto. Perché? Perché non vogliamo esporci, non vogliamo prendere il cerino in mano e lo passiamo ad altri, che è la società che non ti accoglie. Prego Rosanna. Ecco, quel passaggio lì è frutto proprio di un'altra esposizione familiare, dove un cognato ti mette nelle condizioni di... ti fa delle avance che tu fino a quel momento non avevi mai neanche immaginato e ti mette in una posizione scomoda, perché dico, io ho una sorella, cioè qua di fianco, tu non puoi essere quello che io credevo, la persona buona, la persona che... Cioè, quindi si manifestano a volte in modo così inconsueto che rimani allibita e fanno terra bruciata poi, perché la colpa non è tua che sei venuto da me e mi hai fatto delle avance, la colpa è tua perché non hai retto a questa situazione e quindi adesso vuoi cercare di tenere tutto sotto controllo, ma è difficile perché vuol dire che se lo dico a mia sorella rompo qualsiasi rapporto. Non è successo niente, però già il fatto che tu mi abbia fatto un avance mi ha messo in discussione. Certo. Perché? È in grosse difficoltà perché mi crea un trauma. Perché ho agito, cosa ho fatto? Ho sorriso più del dovuto? Mi sono mostrata in modo inadeguato? Ma vedi che siamo sempre noi poi che ci facciamo... ma e perché ce ne facciamo certe domande? Ma certo, ce ne facciamo certe domande. Ma io non posso vivere con ogni volta che incontro un uomo, che mi approccio a un uomo, devo essere così, sempre sulla difensiva. Ma io devo essere libera di esprimere quello che sono. Allora il tempo ormai è scaduto, io vorrei anche rifar vedere, vediamo questo libro, ecco prendetelo, leggetelo, ecco Rosanna se lo merita tutto perché veramente è una donna che sta cercando di far capire alle donne che bisogna uscire da questo tunnel, certo non è facile, certo non abbiamo gli aiuti che aspettavamo di avere, io vorrei tanto e cercherò di incontrare Giorgia Meloni, sono una di voi, sono Giorgia, sono una di voi, ecco io vorrei che Giorgia desse risposte anche a questi quesiti che poniamo per cercare di far sì che questa donna si senta sicura, questa donna che non riesce ad avere ancora adesso gli stessi stipendi dell'uomo, ecco sembra una banalità siamo qualcuno, sempre... ma io dico che queste donne che ci sono se battessero un colpo, visto che le abbiamo anche elette, abbiamo cercato di farle salire nella scala politica, che battessero un colpo e si facessero ascoltare e decidessero che veramente noi abbiamo gli stessi diritti che hanno loro, perciò ecco anche nel lavoro c'è molto da fare, soprattutto nell'inclusività, siamo ancora molto lontani da includere le fragilità e cerchiamo e magari la soluzione ce l'abbiamo a due passi, solo che non ci fidiamo. Guarda, ti rubo solo un secondo, parlando di Giorgia Meloni, l'ultima cosa che è uscita non le è stata data della cortigiana. Ah sì, brava.
Quindi Brava, di cosa giusto. stiamo parlando? No, è vergognoso. Ma perché? È vergognoso. Cioè, ha un ruolo che possa piacere o meno. Certo. È una donna che ha un ruolo. Certo. Quante donne hanno avuto un ruolo? Ma quante hanno detto alle altre donne sei una cortigiana? Ma perché arrivare a disprezzare? Perché poi è brutto, ma no. Cioè è un, Sì, è ma un fanno aggettivo. brutta figura loro. Sì, cioè. però da uomo tu non puoi. Certo, ma che sono livello, d'accordo, ti sono d'accordo. Ma te l'ho detto che è il limite. Manuela, cosa vuoi dire, Manuela? Ecco, appunto quello che ha appena cercato di spiegare, ma allora non avete capito niente di quello che abbiamo detto fino adesso. Prego. Sì, cioè lei ha ragione, purtroppo quando le donne salgono più in alto rispetto agli uomini, loro cosa fanno? Non tutti, ripeto, fortunatamente, per carità, infatti non per facciamo di un'erba un fascio. Qualcuno denigra in maniera tale che lei passi come un pagliaccio, oppure solo l'aspetto estetico e non l'aspetto intellettuale, capito? Lo fanno apposta per denigrare, si sentono perché sminuiti. così loro si sentono più superiori. Allora, ma non tutti, per carità. Sì, mettiamolo chiaramente questo. Perché ci sono bravissimi uomini, mio marito per primo, e quindi, il mio anche, quindi posso dirlo. Il mio anche, facciamo tutti no, davvero, non lo sto dicendo perché veramente mi supporta e mi sopporta. Però io vedi, io sono convinta che abbiamo anche bravi mariti, come diciamo noi. Fortunatamente, perché abbiamo capito anche che forse dobbiamo scegliere bene, cioè devi conoscere questa persona, la devi conoscere, ci deve essere sempre molto dialogo, tantissimo. Vero. I problemi devono essere messi sul tappeto, non sotto il tappeto, e soprattutto è il dialogo che fa sì che questo uomo, si riflette, poi riesca ad agire in maniera diversa, perché chiudendosi non si risolve niente. E dobbiamo capire che dobbiamo dare l'opportunità a queste donne forse di dialogare di più, però con le persone che capiscono il dramma, e sono soprattutto anche i familiari, sorelle, fratelli. Ma è proprio dalla famiglia che nasce tutto questo. Che si girano dall'altra il parte. problema è tutto là, perché ce lo portiamo dietro purtroppo da tanto tempo e ancora non riusciamo a uscirne. Rosanna Fanny Duval, Legami di sangue e vite spezzate, prendete questo libro, leggetelo, grazie alla nostra Emanuela Giannetti, questa artista con una sensibilità che va oltre anche quello che lei dipinge, perché è molto vicina a questa figura femminile e sta cercando anche con i suoi quadri di aiutarla a uscire da questa bolla, perché è dentro una bolla che non riesce veramente a rompere. Grazie ai miei ospiti. Adesso andiamo con l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, siamo ancora a Fosse di Sotto, da un'altra famiglia che voi conoscete, che è la prima famiglia che abbiamo aiutato, perché anche qui c'è stato un disastro. Bertilla e suo marito. Eccola qua, ciao Bertilla. Ciao Mirella, grazie per essere qua. Voglio dirvi che veramente mi si entra nel cuore, che mi si sta un aiuto veramente grande, mega spinto a avere un po' di forza da riprendersi, specialmente per lui che era la sua terza alluvione. Quanto ben che va a tuo stomaco? Tanto. Ascolta Bertilla, cosa si provi in quel momento quando che te vedi che non ti capi niente? No, guarda, niente. A quei terremotati, ecco, fagli capire a bisogna sti amministratori cosa che vuol dire non aver più casa. No, guarda, è un incubo che non si riesce neanche da capirsi, ed è veramente che lui mi ha messo a scoppiare per tutta la notte, mi ho fatto in bianco. Vedere tutto sparire in un'ora e mezza circa, ecco, vedere il fango, vedere quel po' di acqua che era lì, che era un fronte d'acqua di 1,5 metri circa con tutto quanto, è veramente atroce, credimi. E ho visto, è la terza volta che vedo, che provo l'alluvione, ecco, devo dire solo che questa qua è atroce. Quello che hanno fatto qua, che hanno rattoppato, ecco, è sbagliato.
Ho sbagliato, devono fare le cose come si devono fare, altrimenti adesso hanno speso centinaia di migliaia di euro per fare questo lavoro, questa rotoppatura qua, però ci vogliono adesso un paio di milioni di euro. Permesso? Guarda che c'è un cerbiato che ci accoglie. Ecco, vedete i vostri soldi dove vanno? Questa già porta di Rete Veneta, i soldi della grande famiglia di Rete Veneta, così che famo veda bene anche dove chi va a qualche cialtrone che non si dice monare, va bene, importa. Questa è a tavola, sedie, cose che mi regala il signor Giuseppe grazie a Rete Veneta, il signor Giuseppe De Bassano. Le sedie della signora De Cismon, dopo, mamma mia. No, si chiama così, si chiama solidarietà vera. Sì, non sapevi quanto importante che sia ricevere qualcosa. E ora questo è l'assegno di Rete Grazie. Veneta, della grande famiglia di Rete Veneta. Grazie. Questo qua paghiamo gli elettrodomestici che è la nostra fornitura. Vi ringrazio di cuore e ringrazio tutta la famiglia di Rete Veneta, dal signor Giovanni, il signor Bacialli e tutti voi altri che mi si sta vicini, perché si sta veramente una famiglia, veramente più di tanti parenti che abbiamo. Avete sentito? Più da voi altri e dalle persone comuni che dai parenti. E con queste parole vi saluto, vi ringrazio ancora di cuore e ci vedremo la prossima settimana. Ciao!